Telespettatori e telespettatrici di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche oggi staremo insieme fino alle 14:30 con tutte le notizie di cronaca, l'attualità, gli approfondimenti sulle principali tematiche, ma anche la pagina dedicata al dibattito politico in vista della campagna elettorale del prossimo 25 di settembre. Campagna elettorale sulla quale tiene banco in queste ore soprattutto il tema del caro energia, del caro bollette, e proprio questo è l'argomento del sondaggio al quale vi chiediamo di rispondere con una telefonata, con uno squillo gratuito come sempre agli numeri che vedete in sovraimpressione. Bollette alle stelle, sospendere la campagna elettorale è la domanda alla quale vi chiediamo di esprimere la vostra opinione telefonando allo 0422 162 6691 se per voi la risposta è sì, oppure allo 0422 162 6690 se la risposta è no. Una sorta di pax energetica, dunque quella che è stata chiesta prima dal leader di Azione Calenda, ora rilanciata anche dal leader della Lega Matteo Salvini, pax energetica tra i diversi partiti nella campagna elettorale per cercare di trovare insieme una soluzione a questo problema che sta davvero mettendo in ginocchio imprese e famiglie. Questo dunque è il tema del sondaggio. Come sempre dicevamo, poi il risultato lo conoscerete nella diretta di questa sera, Ring, a partire come sempre dalle 21:15, condotta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino, e dedicata appunto in due serate la settimana, il lunedì e il martedì, dedicata appunto all'approfondimento politico in vista delle elezioni. Ma cominciamo subito con le notizie di cronaca, perché purtroppo quella di oggi è un'altra giornata davvero tragica sulle strade della nostra regione. Ci sono da registrare due gravi incidenti che si sono verificati nel Veronese, uno a Peschiera del Garda, dove una persona è deceduta nello scontro tra un'auto ed un mezzo pesante che si è verificato intorno alle 8:30 di questa mattina lungo la regionale 11. Sul posto, come vedete dalle immagini, sono intervenuti i vigili del fuoco e poi gli operatori del SUEM 118 con ambulanza ed elicottero. Un ferito è stato trasportato all'ospedale di Peschiera del Garda. Complessivamente nello schianto sono rimaste coinvolte 3 vetture, 3 veicoli, 2 vetture e il mezzo pesante, e nella macchina era seduto un uomo di 70 anni che purtroppo è deceduto. I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Bardolino con un mezzo e 5 operatori, hanno dovuto lavorare parecchio utilizzando cesoie e divaricatori idraulici per estrarre dalle lamiere il corpo senza vita dell'anziano e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Le operazioni si sono concluse intorno alle 10:30 di questa mattina, ma sono ancora in atto le verifiche da parte delle forze dell'ordine per accertare la dinamica del sinistro, e quindi in loco vi sono ancora dei disagi alla viabilità. L'altro grave incidente di oggi si è verificato sempre nel Veronese all'alba di oggi alle 6:20 nella periferia di Cologna Veneta. A perdere la vita un motociclista. Il mezzo da lui condotto per cause e dinamiche ancora da accertare è uscito autonomamente di strada. Il motociclista quindi ha perso il controllo, si è schiantato e nell'impatto la moto ha preso fuoco. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. E c'è anche un'altra notizia di cronaca giunta proprio pochi minuti fa in redazione, arriva dalla provincia di Rovigo e riguarda
il cadavere fatto a pezzi. Ricorderete la notizia quest'estate, appunto la zona fu sconvolta, il Polesine, dalla notizia del cadavere fatto a pezzi ritrovato in un borsone all'interno del quale appunto vi erano vari pezzi di un cadavere smembrato. Ebbene, c'è una svolta nelle indagini, è stata arrestata difatti questa mattina la moglie di Shefki Kurti, il 71enne di origini albanesi, i cui resti erano stati rinvenuti all'interno di un borsone nel Digetto, in territorio di Badia Polesine, dove appunto l'uomo viveva assieme alla famiglia da molti anni. Dopo l'identificazione del cadavere, le indagini sono proseguite per arrivare all'autore dell'omicidio. Secondo le accuse, a sbarazzarsi del corpo sarebbe stata la moglie, che quindi è accusata di omicidio volontario aggravato. Restano tuttora aperte le indagini per cercare i resti ancora mancanti del cadavere smembrato. Nel veneziano ora torniamo a parlare della tragica scomparsa del maresciallo dei carabinieri di Scorzè, Germano Mancini. Non sarebbe stato il vaiolo delle scimmie a ucciderlo, ma una broncopolmonite. Era in vacanza a Cuba. Sentiamo. Broncopolmonite da germe sconosciuto e danni multipli agli organi. È quanto scrive il medico legale cubano che ha eseguito l'autopsia sul corpo del comandante della caserma dei carabinieri di Scorzè, Germano Mancini, il cinquantenne deceduto lo scorso 21 agosto a Cuba, dove si era recato in vacanza con una coppia di amici. La salma del luogotenente è rientrata in Italia sabato. Nelle carte sanitarie trasmesse dalle autorità cubane non vi è alcun accenno al cosiddetto vaiolo delle scimmie, nonostante sia stato lo stesso Ministero della Sanità dell'Havana a emettere subito dopo il decesso dell'uomo un comunicato nel quale la responsabilità della morte veniva addebitata proprio a quel virus. Per questo la moglie si è rivolta a un avvocato per fare chiarezza. Per i funerali bisognerà invece aspettare che venga eseguita la nuova autopsia. Un esteso intervento di disinfestazione tra Oriago e Malcontenta è stato disposto dopo l'accertamento di 2 focolai di West Nile tra Venezia e Mira. Sentiamo. Una doppia disinfestazione è stata disposta dai comuni di Venezia e di Mira per stroncare i 2 cluster di West Nile registrati tra Malcontenta e Oriago. L'intervento si svolge in 2 tempi. Un primo, la mattina, mirato specificatamente a colpire le larve, interesserà terreni, caditoi e tombini, dove verranno distribuiti appositi prodotti larvicidi. Quindi da mezzanotte in poi nuvole di insetticidi saranno vaporizzati nell'aria per colpire le zanzare adulte. Diverse le raccomandazioni per i residenti delle zone interessate, dallo spegnimento dell'aria condizionata durante l'intervento di vaporizzazione al tenere al chiuso gli animali domestici, o ancora, per chi avesse dei terreni, proteggere piante e coltivazioni con teli di plastica o raccogliere frutta e verdura prima dell'intervento. Si parla di focolaio quando si verificano almeno 2 casi nel raggio di 2 chilometri e nello spazio di 15 giorni. Ed ora una notizia davvero singolare, fortunatamente conclusasi con un lieto fine, per quella della vicenda accaduta ad uno stambecco che ieri pomeriggio ha rischiato di morire soffocato dopo aver ingerito una lattina di tonno. Sentiamo. Lei perché ogni tanto col CITES si sente. Rischiava di morire soffocato dopo aver ingoiato una lattina arrugginita. Fortunatamente la sua presenza non è passata inosservata alla Guardia Parco di Cortina d'Ampezzo, nei pressi del lago di Sorapis, a circa 2000 metri di quota, quando hanno notato lo stambecco ieri pomeriggio mentre barcollava agonizzante. In gola una scatoletta di tonno arrugginita abbandonata da tempo tra i boschi. A dare l'allarme la Guardia Parco e i carabinieri forestali. Immediato l'arrivo dell'elicottero dei vigili del fuoco Drago 139 con a bordo un veterinario e una guardia provinciale. Dopo aver anestetizzato lo stambecco, il veterinario è riuscito a togliere dalla bocca la scatoletta di tonno che impediva all'animale di muovere la lingua. L'intervento, andato a buon fine, ha permesso al re delle Dolomiti di riprendere a saltare tra i suoi boschi sano e salvo. Bravo. Che bello.
Ed ora restiamo nel bellunese, ma per parlare di tutt'altro, per parlare della grave crisi che sta per scoppiare nella nostra società, nelle imprese così come nelle famiglie a causa del caro energia. Ci colleghiamo quindi con Tiziana Bolognani, che è con il segretario bellunese della CGIL, Mauro De Carli. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno da Belluno, siamo davanti alla sede della CGIL provinciale della Camera del Lavoro. È momento di ripresa con i problemi che ai noi ben conosciamo. Con noi c'è il segretario provinciale di Camera del Lavoro di CGIL Belluno, Mauro De Carli. De Carli, quando si dice che ci aspetta un autunno caldo, questa volta possiamo dirlo con estrema certezza? Sembra sempre una frase ripetuta tutti gli anni, ma quanto mai quest'anno sarà, credo, proprio un autunno difficile, caldo e intenso, insomma. L'elemento poi elezioni di mezzo, che non era naturale averle in questo periodo dell'anno, complica maggiormente di più la vita. E i temi che erano prima della partenza delle ferie, insomma, pensiamo a luglio, sono ovviamente gli stessi temi che ci ritroviamo in questo momento. Credo che siano stati poco valutati anche dalla fase politica, e quindi questo sarà un elemento di difficoltà aggiuntivo. E per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, ovviamente il termine di mettere in campo delle iniziative o di porre le questioni in maniera più forte, come le abbiamo poste peraltro prima al governo attuale, precedente, che dir si voglia, Draghi, è importante. Elenchiamo quali sono le questioni che voi vi ritrovate ad affrontare, perché immaginiamo che anche da voi comincino ad arrivare le richieste dei lavoratori, dei pensionati, che non sanno come affrontare la spesa numero uno, l'aumento eccessivo delle bollette. È il tema cardine di questi giorni. Tanto per citare un esempio, ho ricevuto proprio pochi minuti fa una telefonata di un pensionato che mi dice: ti sei reso conto che abbiamo avuto l'aumento di più del doppio della legna da ardere? Voglio dire che sembra un elemento che in questa provincia non dovrebbe avere dei problemi, invece questa dinamica sta portando purtroppo a ingenerare una serie di costi aggiuntivi per le famiglie, per i lavoratori pensionati, anche per le imprese ovviamente, che sono oramai devastanti, e bisogna trovare la soluzione a questo tema, altrimenti usciremo veramente con un autunno di enorme difficoltà per tutti noi, insomma. Anche perché guardiamo ai salari. Esattamente, è il tema del contrastare questa questione, è il tema salariale. Insomma, il dato oggettivo oramai di questi anni è che in Italia i salari hanno perso un potere d'acquisto negli ultimi periodi, parlo di anni, di un 2-3%, nel resto d'Europa sono invece cresciuti. Quindi c'è una dinamica salariale sbagliata, c'è una dinamica salariale in cui non riusciamo a richiedere quanto dovuto alle nostre controparti, tanti contratti non si rinnovano velocemente, e questo è un altro elemento. E poi c'è la questione fiscale, che è una questione assolutamente dirimente, e sarà credo uno dei temi anche della campagna elettorale, a nostro giudizio sbagliata, perché in campagna elettorale si parla di flat tax, e noi sappiamo che flat tax non è la soluzione dei problemi dei lavoratori e dei pensionati, anzi è invece il problema opposto, quello di ridurre la loro potenzialità sociale complessiva. E i salari sono il tema, insomma, la difficoltà vera, reale, con i salari attuali di far fronte al fine mese. Quando si parla di bomba sociale, è una realtà concreta che abbiamo alle porte? Ma bomba sociale io la vedo in termini generali, purtroppo non legata a un'azienda o l'altra azienda, seppur esistano purtroppo e sono in crescita anche le crisi strutturali delle aziende in Italia e in Veneto e a Belluno nello stesso modo, insomma. Ma io lo guardo in termini più generali. Noi abbiamo oggi pezzi di popolazione attiva, cioè di gente che comunemente si alza la mattina per andare a lavorare, che ha effettivamente dei salari veramente
veramente molto molto bassi. Quella è la vera bomba sociale, insomma, quella che si sta rischiando di tramutare verso una forma di povertà generalizzata e a cui ovviamente l'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi non si riesce a farne fronte, insomma. Senza parlare dei provvedimenti che sono così sembra all'attenzione di questo governo, cioè quella di razionare l'energia elettrica, di riproporre la DAD per gli studenti, per consentire i risparmi di energia da parte degli enti che gestiscono le scuole, dalle scuole elementari alle scuole superiori, è un problema molto grave. Ma io la vedo anche in un modo, fra virgolette, diverso, insomma, cioè noi sappiamo che durante questa fase, sia della fine pandemia, che finita non è, sia nella fase attuale della crescita spropositata dei costi energetici, le enormi ricchezze che si sono sovrapprodotte in una serie di aziende in Italia e nel mondo e che non vengono redistribuite in maniera forte. Noi come CGIL proponiamo comunque la tassazione in maniera forte veramente di questi extra profitti per poterli distribuire veramente alla popolazione che non regge il colpo di questa difficoltà strutturale. La ringraziamo Mauro De Carli, segretario provinciale di CGIL Belluno. Questa ecco la situazione che si sta affrontando in queste ore di ripresa, con uno sguardo evidentemente all'autunno che sta per iniziare. È tutto da Belluno, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani per questo collegamento. E a proposito di caro bollette, vediamo l'iniziativa del comune di Vigo d'Arzere nel Padovano, che ha deciso di destinare i fondi Covid a chi appunto in questo momento così difficile non ce la fa. Sentiamo. Dall'emergenza sanitaria a quella energetica le difficoltà dei cittadini sono cambiate, così il comune di Vigo d'Arzere ha deciso di modificare il tipo di sostegno da fornire ai suoi concittadini, visto l'esiguo numero di richieste pervenute in municipio nei mesi scorsi da chi si trovava in difficoltà economica a causa del Covid. Il comune di Vigo d'Arzere si è trovato un tesoretto di circa 42.000 euro che ha pensato di mettere a disposizione delle famiglie meno abbienti del territorio per sostenere nel pagamento di affitti e bollette. Sono stati stabiliti requisiti per richiedere il contributo. Il valore dell'ISEE complessivo del nucleo familiare infatti non deve superare i 16.000 euro. Il bando con la relativa documentazione è stato pubblicato sul sito internet comunale. La scadenza entro quale presentare le domande è fissata per il 30 settembre. Ed ora parliamo di scuola. Tra pochi giorni, tra 2 settimane neanche, cominceranno le lezioni. Per fare il punto su nuovi e vecchi problemi abbiamo in collegamento, e la ringrazio per essere con noi, Marta Viotto, segretaria della CGIL Scuola del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, bentrovati. Grazie. Puntualmente come ogni anno scolastico, all'avvio di ogni anno scolastico. Esatto, quindi si torna a scuola tra vecchi e nuovi problemi, perché alcuni problemi emergono appunto quest'anno con il 2022, ora ne parleremo, ma altri hanno delle radici ben più lontane. Volevo cominciare dal problema degli insegnanti. Che ritorno in classe attende i ragazzi di Veneti? Purtroppo, come lei ha ribadito alla presentazione, i problemi sono i soliti e mai risolti nonostante appunto tutto quello che ovviamente sia stato detto, e non hanno trovato soluzione né attraverso i concorsi banditi. Sono stati banditi 7 concorsi e 5 conclusi, ma purtroppo il risultato poi di questi concorsi ha avuto una bassa percentuale
una bassa percentuale di risultati positivi. Quindi a fronte di 9.300 ruoli, un contingente anche importante assegnato al Veneto, non riusciamo a consegnare se non più di 2.500 docenti. Questo significa che purtroppo anche quest'anno, per una serie di problemi, avremo comunque 20.000 contratti a tempo determinato. Ciò significa che non ci sarà quella continuità didattica, avremo un numero elevatissimo di supplenti, molte classi di concorso appunto non hanno ottenuto nemmeno un minimo per garantire la presenza in classe, che se ne dica, come ha affermato anche il nostro ministro, tutti in cattedra. Purtroppo non sarà così, o perlomeno quello che noi avevamo chiesto, una certa stabilità, tanto è vero che su scala nazionale avremo appunto 150.000 precari, un dato assolutamente preoccupante che si aggrava se poi parliamo appunto dei docenti di sostegno. Anche lì non siamo riusciti a consegnare i ruoli e quindi andranno a supplenza. Dico questo perché è quella parte più fragile dell'utenza oppure degli alunni presenti in classe. Questo è uno dei problemi che ogni anno, finché non si pensa di investire sulla scuola in termini di stabilizzazione, non si supererà il problema appunto di tutti in classe a settembre. Si alimenta solo precariato. Io credo che una riflessione appunto vada fatta sia per quel risultato scarso e preoccupante ottenuto nei concorsi. Noi come organizzazione avevamo chiesto che ci fosse un percorso per riconoscere e dare stabilità a quei precari storici che da anni vanno in classe e insegnano. Questo non è avvenuto e quindi ci ritroveremo alle solite condizioni, con le solite criticità che non riguardano solo il personale della scuola, cosa che personalmente noi ci preoccupiamo in termini di diritti dopo 3-4 anni di precariato, ma riguardano soprattutto le famiglie, i ragazzi che entrano nelle classi a settembre. Questo è un problema importante. Io credo che è vero che nel Veneto abbiamo un calo di alunni anche importanti, ma proprio su questo non possiamo immaginare che rientrano nel contenimento e quindi a lungo andare i docenti saranno sufficienti. Non funziona così, forse era proprio il caso di investire in termini di organico e organico stabile. È anche vero che ormai la professione docente è poco appetibile proprio per quello che riguarda il termine economico, nel senso che un contratto va bene, lo sappiamo, ma forse lo sappiamo noi più di qualsiasi altro, è scaduto. È chiaro che è difficile che diventi una professione che ti invoglia di avviare, insomma, di iniziare una carriera così complicata e difficile in un percorso formativo che poi magari si conclude anche con un concorso non superato, ma in ogni caso che viene riconosciuta in termini economici per uno stipendio decisamente basso, più basso di qualsiasi altro stipendio nel pubblico impiego. Ecco. E questo infatti è uno anche dei nodi della campagna elettorale, no? Quello della scuola e della retribuzione degli insegnanti. No? Ma volevo chiederle, Marta Viotto, che cosa esattamente è successo
perché ci troviamo nuovamente in questa situazione, no? Il 2022-2023 doveva essere l'anno scolastico nel quale finalmente i ragazzi potevano ritornare in classe con tutti gli insegnanti stabilizzati fin dal primo giorno. L'abbiamo sentito insomma dalle sue parole che così non sarà, e non per pochi, insomma per parecchi. Come mai? Allora, il contingente comunque non risponde alla richiesta che in Veneto, ma come in altre regioni, effettivamente necessita per coprire tutti i posti. Poi si è aggiunto questo fatto che anche chi ha partecipato ai concorsi che sono stati banditi, il numero e la percentuale è stata alquanto bassa. Dico soltanto che qualche classe di concorso ha ottenuto il superamento del concorso intorno a un 20%, ma moltissimi sono rimasti esclusi. E qua va anche aggiunta una cosa: molte graduatorie poi sono state, come dire, ritirate, ripubblicate per una serie di errori, perché ci sono stati rispetto ai quiz dei concorsi la dimostrazione che effettivamente in quelle risposte c'erano degli errori, e che quindi, che se ne dica, anche il Ministero ha prodotto domande alquanto sbagliate, e soprattutto dentro a una idea di prove di quiz di stampo puramente nozionistico, che forse non è corrispondente alla realtà scolastica che quotidianamente necessita quando hai una classe di 26-27 alunni. Cioè, questo è uno dei fatti alquanto gravi. Poi c'è il problema del sostegno, dove lì i numeri non sono, o non c'è la possibilità nemmeno di formare insegnanti, perché le università non mettono a disposizione un numero sufficiente che corrisponde al fabbisogno regionale per poter essere poi in grado di sostenere un concorso. E quando l'hanno sostenuto quelli formati, effettivamente sono rimasti esclusi, anche se avevano un percorso formativo e un numero di anni di insegnamento alquanto importante. Questo è un gran problema. Se poi parliamo del personale ATA, anche qui il contingente assegnato non è corrispondente alla necessità e al fabbisogno. Per cui il risultato è che avremo supplenti. È chiaro che il supplente ha un costo economico che è ben più basso rispetto alle missioni in ruolo, che nel momento in cui si entra nella scuola si ha diritto poi anche a un percorso di carriera, a un riconoscimento economico legato anche alla propria anzianità. Io credo che su questo c'è bisogno di fare una riflessione, anche perché da troppi anni, troppe riforme, troppi ministri hanno un'idea di scuola, tutti con grandi promesse, ma che poi di fatto non c'è mai stato quell'attenzione, quell'investimento sulla scuola pubblica. Di fatto non è mai avvenuto. Piuttosto destiniamo risorse e possiamo dire che la scuola ne ha ricevute di risorse, ma non sono risorse di questa natura, anzi possiamo dire che alcune risorse avranno anche la difficoltà di trovare impiego, perché le segreterie sono sommerse appunto da pratiche burocratiche che difficilmente riusciranno a mettere in campo tutta una serie di progetti che vengono chiesti, anche perché le segreterie, posso dire, molto del personale delle segreterie non è formato per i PON, per tutte le risorse ricevute dai PNR,
Abbiamo oltre 50 sedi scoperte dei dirigenti scolastici e abbiamo la mancanza dei direttori amministrativi. Oggi noi questa figura la ricopriamo con il facente funzioni, significa che il personale assistente amministrativo si mette a disposizione in segreteria per l'amministrazione stessa affinché si possano concludere tutta una serie di pratiche. È un problema vecchio, antico e si ripresenta ogni anno, nonostante appunto, ripeto e ribadisco, per questi anni passati la scuola sia stata, come dire, nella bocca di tanti politici. Alla fine le riforme, quelle che hanno una visione a lungo termine di investimento, non c'è mai stata. Ecco, a proposito di questo, è notizia di queste ultime ore l'ipotesi, insomma, di un ritorno alla DAD il sabato, no, per quei ragazzi che frequentano la scuola il sabato, per cercare di ridurre i consumi energetici. Una notizia che ha sollevato un po' ancora una levata di scudi, no? Sempre sulla scuola si va a pescare. È proprio così, infatti lo dice bene lei, non è possibile, guardi, già la DAD non è prevista nemmeno nei casi che troveremo e che saranno in isolamento e purtroppo, ahimè, li avremo e saranno presenti nell'avvio dell'anno scolastico per quel che riguarda il virus. Ritengo che lo abbiamo le informazioni, io come le avete tutte voi, ci sarà una ripresa con un'altra variante, quindi ci preoccupa anche questo, e per questi alunni quindi non è prevista la modalità della didattica digitale integrata. Io ritengo che intanto nelle misure previste per quel che riguarda il contenimento del virus è prevista l'apertura delle finestre, che si sposa male poi con il raffreddamento della classe, e non sono state adottate nessuna di quelle misure che dovevano essere adottate ed erano importanti per garantire la sicurezza della salute ai lavoratori, al personale della scuola e anche agli alunni. Per cui non è prevista la DAD nemmeno in quei casi che verranno poi monitorati. Ma ritengo che, come ha sostenuto lei in apertura, non è possibile che ancora una volta si chieda alla scuola, e ritengo che ci siano dei problemi che vanno al di là della didattica, un passaggio importante questo per quel che riguarda i tempi, ma quel risparmio non può essere ancora deciso dall'alto e pesare sulla scuola. Se poi guardiamo il sistema e l'organizzazione della scuola oggi, non ci permette nemmeno di fare un ragionamento di questo tipo. Non abbiamo mense, i trasporti dovrebbero adeguarsi ad altri orari, facciamo fatica a garantire alle famiglie che richiedono il tempo pieno, il tempo prolungato per gli spazi, per quel che riguarda la sanificazione, perché non c'è nemmeno l'organico del personale ATA sufficiente a garantire questo. Io credo che possa essere e restare solo un'ipotesi lontana di chi fa una certa propaganda politica, ma tuttavia ritengo che ancora una volta non deve essere la scuola a pagare. Sicuramente ci sarà una preoccupazione, probabilmente tutti adotteranno quell'1 o 2 gradi in meno, perché io ritengo che dobbiamo essere coscienti di questo, ma dico, guardi, io sono entrata in tanti uffici in questo periodo estivo e anche tanti, come dire, esercizi privati. Non è possibile trovare l'aria condizionata
altissima. L'INAIL dovrebbe rivedere anche i termini di quel 6-7% in meno rispetto alla temperatura esterna, magari con le porte aperte, cioè bisogna entrare come dire, elaborare un pensiero di natura culturale e ambientale affinché tutti siamo chiamati a intervenire con il proprio comportamento, con la propria responsabilità. Ecco. Senza dubbio questo, evitando tanti sprechi che potrebbero portare ad un risparmio energetico praticamente senza nessun sacrificio, no? È impensabile d'estate dover entrare in un ufficio piuttosto che in un negozio ed essere costretti a mettersi il golf perché l'aria condizionata è altissima. Questo penso sia evidente a tutti, anche e soprattutto a coloro che poi questa bolletta la devono anche pagare. Volevo ritornare prima di chiudere ancora sul tema iniziale degli insegnanti e delle difficoltà di cui abbiamo detto, perché c'è chi parla anche di uno scarso appeal, diciamo, della nostra regione, di alcune province in particolare rispetto ad altre aree del paese. È proprio così, e perché secondo lei? Ma sicuramente ribadisco, è poco appetibile quando tu fai un investimento che può durare un percorso formativo di 8 anni senza avere poi la certezza, di 8 anni, senza avere la certezza di un contratto a tempo indeterminato e poi ritrovandosi con uno stipendio molto basso. È anche vero che il territorio del nord può offrire e ha offerto soprattutto per gli anni passati un'occupazione che in questo senso garantiva maggiori disponibilità economiche e anche un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non è più così e quindi ritengo che questa professione per alcune classi di concorso più che per altre, mi riferisco a alcune classi di concorso nell'ordine di quelle tecnico-scientifiche, magari hanno possibilità ulteriori, ed è proprio per questo che noi dobbiamo investire su quel che riguarda il contratto della scuola, se vogliamo che effettivamente l'occupazione della scuola avvenga in maniera stabile. Certo, senz'altro. Io la ringrazio davvero per essere stata con noi e per averci aiutato, diciamo, a fare questa fotografia, insomma, di come sarà questo avvio di anno scolastico, appunto, con anche purtroppo questi problemi che dovranno affrontare gli insegnanti e anche i ragazzi e le loro famiglie. Grazie a Marta Viotto, segretaria CGIL Scuola del Veneto. Buona giornata e buon lavoro. Un saluto. Noi ora andiamo a Padova e torniamo a parlare del caro bollette e delle difficoltà che stanno incontrando tanti commercianti, perché c'è una singolare iniziativa questa mattina promossa dall'Ascom cittadina. Vedo che abbiamo collegata Valentina Visentin. A te, Valentina, buongiorno. Buongiorno Marta, io mi trovo all'esterno della Basilica di Sant'Antonio a Padova perché questa mattina i commercianti di Ascom si sono rivolti anche a Sant'Antonio per chiedere aiuto, visto che le bollette sono sempre più salate, tante le attività in difficoltà per i rincari dell'energia elettrica. Ci sono anche le immagini che abbiamo realizzato questa mattina che mostrano proprio i commercianti che hanno portato un grande cero a Sant'Antonio, e qui con me c'è Patrizia
Maurizio Bertin, che è presidente di Ascom Veneto. Come mai qui a Padova avete pensato addirittura di chiedere aiuto a Sant'Antonio? Beh, no, per noi padovani, diciamo, è la nostra fede. Sant'Antonio è sempre quello che ci si rivolge quando ci sono problemi di tutte le nature, perché i miei figli prima dell'esame venivano da Sant'Antonio, oggi adesso sono laureati, quindi non hanno sempre bisogno di Sant'Antonio. Però dico, in questo momento noi abbiamo ritenuto di fare un'azione di questo tipo perché il momento è molto grave, molto serio. Abbiamo una situazione che è insostenibile, il costo delle bollette ha superato qualsiasi tipo di immaginazione. Io non ricordo nella storia di avere una situazione di questo tipo qua. Sì, abbiamo superato pandemie, austerity, tantissime difficoltà. Questa è quella che fa chiudere il 10%, non chiudere, sospendere, perché mi hanno detto che sospendono l'attività, quindi chiudono l'attività aspettando momenti migliori, e questo non possiamo più permettercelo, perché ci sono dipendenti che dobbiamo mettere in cassa integrazione, c'è gente particolarmente preoccupata, i nostri dipendenti sono preoccupati per questa situazione, perché sono preoccupati anche per le loro famiglie, perché il costo dell'energia è aumentato anche nelle famiglie, non solo nelle imprese, quindi è un problema che abbraccia tutti e l'effetto domino è dietro la porta, perché sia le imprese, quelle strutturate che anche quelle più piccole, stanno subendo questo tipo di problema molto serio. Infatti tra gli associati Ascom abbiamo raccolto anche la testimonianza di una rappresentante delle agenzie immobiliari: se i dipendenti poi stanno a casa dal posto di lavoro si acquista anche meno abitazioni, gli affitti aumentano perché ci sono i prezzi sempre più alti, quindi come diceva lei un effetto domino che potrebbe essere devastante quest'autunno. La nostra preoccupazione è anche quella che le famiglie non hanno più il potere di spesa e quindi caleranno i consumi, e quindi è l'effetto domino che è dietro la porta, e quindi dobbiamo assolutamente chiedere risposte immediate a chi ha il dovere di darcele, cioè il governo, ma anche l'Europa si deve muovere in questo. Il Portogallo l'ha fatto, abbiamo visto che la Francia ha messo il tetto del 4%, noi siamo quelli che la paghiamo più cara di tutti la corrente, non è più sopportabile una situazione di questo tipo e non pensiamo a quest'inverno, perché non oso neanche pensare cosa può succedere con questo trend di aumenti. Insomma, una guerra tra poveri, a chi resiste di più, perché questo alla fine è quello che potrebbe accadere a tanti commercianti che hanno avuto attività sane fino all'altro giorno. Sì, ma il bello è che qualcuno si sta arricchendo in maniera spropositata. La speculazione che è in atto è una cosa vergognosa. Gente che sta guadagnando miliardi e miliardi sulla pelle dei cittadini. Non è più possibile, e delle imprese, non è più possibile sopportare. Abbiamo visto anche la resistenza che hanno posto le grandi multinazionali a questa situazione. Hanno detto: noi non paghiamo perché non vogliono pagare gli extra profitti. E quindi dove andiamo? Un governo deve imporre le cose e non trattare, le deve imporre. Questa è un'emergenza, come hanno adoperato l'emergenza col Covid, che ci hanno fatto chiudere e abbiamo rispettato tutto. Okay. Adesso devono anche imporre a queste grandi aziende gli extra profitti, li devono mettere e dare al governo per aiutare le famiglie, ma soprattutto per abbassare il costo dell'energia. Misure urgenti, forse da prendere prima delle elezioni, perché insomma un mese alle elezioni, poi ci sarà la formazione del governo, e allora i commercianti di Ascom questa mattina almeno hanno chiesto subito aiuto a Sant'Antonio, con una preghiera che ovviamente poi è avvenuta in forma privata all'interno della Basilica, consegnando un cero al rettore della Basilica del Santo. Marta, da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina per questo collegamento, a te e al tuo ospite. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Tra pochissimo dovremo collegarci con i nostri inviati a Venezia per tornare a parlare di West Nile. Abbiamo sentito di questi nuovi focolai tra Venezia e Mira, per i quali è scattata una nuova disinfestazione. Nel frattempo torniamo nel Padovano per parlare della chiusura del ponte Azzurro
Azzurro a Tencarola di Selvazzano, una notizia di viabilità che comunque rischia di avere delle ripercussioni importanti su quella che è la circolazione stradale in quell'area. Rimarrà chiuso infatti da oggi fino al prossimo 11 di settembre. Sentiamo. Fessurazioni, lesioni evidenti a fondazioni, impalcati, spalle e pile. I lavori non si potevano più rinviare, per questo da oggi e fino all'11 settembre chiude il ponte azzurro di Tencarola di Selvazzano Dentro. La ripresa del traffico post vacanze rischia di mandare in tilt la viabilità di questo nodo strategico di collegamento tra la città e l'area dei Colli Euganei. Chiusura totale al traffico veicolare per il ponte, che resterà invece aperto per i pedoni e per i cicli e motocicli condotti a mano, salvo gli orari di sollevamento. Prevista anche la sospensione della navigazione nel tratto del Bacchiglione compreso tra il Ponte Azzurro e quello di Selvazzano capoluogo. Nelle fasce di punta istituito un servizio navetta per raggiungere le fermate di Bus Italia. Ed ancora cronaca dal Padovano con la notizia di un incendio di notevoli proporzioni che è divampato in un'azienda agricola a Villa del Conte. A provocare il rogo un fulmine che si è abbattuto su un deposito di fieno. Nessun ferito ma tanta paura, e mentre il temporale si abbatteva violento su tutta l'Alta Padovana, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sant'Anna, Villa del Conte, dove la caduta di un fulmine ha causato un devastante incendio all'interno di questo deposito di paglia di un'azienda agricola. I pompieri sono arrivati da Cittadella e da Padova con un'autopompa, 2 autobotti e 9 operatori. Dopo aver spento 300 balle di paglia regolari, 1500 quintali di prodotto, le operazioni sono state completate con la bonifica di tutto il materiale presente. Tra le fiamme bruciato anche un carrello elevatore, esclusi i danni ambientali. È morto Alessandro Carteri, tra i medici più noti della neurochirurgia nazionale. Era professore ordinario all'Università di Padova e primario fondatore del reparto di neurochirurgia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. È morto a 89 anni, colpito da infarto improvviso nella sua casa padovana. Membro della Società Italiana di Neurochirurgia, il professor Carteri è stato anche uno dei più stimati docenti della facoltà di medicina. Il funerale verrà celebrato nella chiesa di San Nicolò giovedì 1 settembre alle 10. Il feretro a margine delle esequie verrà accolto nel cortile antico del Bo per la tradizionale cerimonia dell'Alzabara, l'omaggio degli accademici ai docenti dell'Università di Padova. E continuiamo con le notizie dal mondo della sanità. Dicevamo, West Nile preoccupa la diffusione del virus con nuovi casi, in particolare nel veneziano. Vedo che abbiamo in collegamento da Venezia la collega Ilaria Marchiori, ULSS 3 Serenissima. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci stavamo un attimo consultando, eravamo qui perché ovviamente nella sede, nel Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima, il fermento è tanto, perché come potrete immaginare la carne al fuoco è davvero tanta. Non si tratta solo di West Nile, ma ovviamente si continua anche a lavorare sul Covid e su tutte le altre questioni. Insieme a me allora c'è il direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima, Vittorio Selle, proprio per parlare, come hai anticipato tu, di West Nile. Allora, innanzitutto, com'è la situazione nell'ULSS 3, direttore? Sì, buongiorno a tutti. Allora, i casi stanno progredendo quotidianamente, si aggiunge sempre un paio di casi al giorno. Tenete conto che veniamo da una riunione in regione adesso in cui è stato detto che l'acme, diciamo, di proliferazione delle zanzare è già arrivato, quindi noi dovremo comunque assistere a una progressiva adesso discesa del fenomeno. Questo è il dato che poi dovremo sperimentare nel tempo e sul territorio, se sarà di questo tipo, ma insomma chi ha lo zooprofilattico si occupa di animali, questa percezione ce l'ha chiara, l'ha misurata, e quindi dovremo essere arrivati a questo punto qua. Ecco, questo è il dato che
riteniamo più rassicurante. Evidentemente la natura, come col Covid, ci ha insegnato che tutto non è scontato e noi quindi abbiamo una funzione di prevenzione e di monitoraggio continuo in maniera tale da poter eventualmente arginare e rinforzare gli interventi. Ecco. E quindi in questi giorni avranno probabilmente luogo una serie di nuova tipologia di interventi che stiamo studiando insieme alla Regione e qui vi daremo notizia prossimamente perché proprio li stiamo studiando. Ecco. Nel frattempo noi abbiamo poco più di 60 casi ripartiti, una trentina casi confermati. Cos'è il caso confermato? È la persona che ha avuto la sintomatologia, ha fatto le immunoglobuline e le immunoglobuline degli anticorpi, e il suo campione viene mandato a Padova in microbiologia per la conferma col test di neutralizzazione o con la PCR. Accanto a queste che sono confermate abbiamo un'altra trentina che stiamo attendendo il risultato della conferma. Questo ci serve questo macronumero, perché poi noi operiamo una georeferenziazione, quindi andiamo a vedere questi casi dove si trovano nel territorio e ogni qualvolta questi casi all'interno di un arco temporale di 15 giorni sono una distanza inferiore ai 2 km, si configura il cosiddetto cluster, no? Cioè una piccola epidemia. Ecco, quando c'è il cluster ha luogo una disinfestazione particolare, detta straordinaria. Quindi, accanto alla disinfestazione ordinaria fatta con i larvicidi nei torbini, nei fossati, che è da aprile che è partita, perché sennò avremo tantissime zanzare, viene associata a questa disinfestazione straordinaria che prevede adesso preferirei che una delle colleghe ve lo spiegasse nel dettaglio, perché è un lavoro certosino che delle volte sfugge ai più, ma che ho anche piacere che venga conosciuto, insomma, perché ha un valore non da poco. E quindi viene quell'area lì, viene reinvestita da un'azione di disinfestazione di dettaglio al fine di dare un'ulteriore garanzia e un abbattimento della carica complessiva e delle larve e dei soggetti adulti delle zanzare. Ecco, questo è il quadro attuale. Adesso chiameremo appunto una delle colleghe, come ha detto, proprio per parlare della questione disinfestazione. Per chi ancora non lo sapesse, anche se in realtà ne stiamo parlando già da qualche mese, come avvengono i contagi? Adesso il contagio avviene attraverso la zanzara che fa il suo maledetto lavoro di pungerci. È la zanzara Culex, che è quella che verso l'imbrunire comincia a fare il suo lavoro, e quindi della fatica che stiamo facendo quando a noi si consiglia l'utilizzo del repellente piuttosto che, ecco, siccome tutti sono un po' abituati a essere punti dalle zanzare, è un fastidio, una del prurito, e in qualche maniera questa cosa la assorbe, che in realtà invece adesso deve diventare un po' nostro costume aver dietro, quando si sta all'aperto, poi in zone particolarmente verdi, aver dietro il flaconcino da poter utilizzare. Ecco, deve diventare un po' un qualcosa che uno a ricordo, deve diventare un'abitudine un po' di vita nostra. Ecco, questo lo consiglio, al di là poi di tutte quelle che sono le zanzariere e le altre cose. Però noi siamo particolarmente soggetti nei momenti tipici del pre-cena, no? Di quei momenti anche conviviali, in cui siamo soggetti poi a fare questa fine, insomma, ecco. Quindi da una parte il gel per le mani, dall'altra il repellente contro le zanzare, insomma, abbiamo capito. Bene, allora adesso chiamiamo qui la dottoressa Palazzi, medico igienista, sempre dell'Ustre. Prego, dottoressa, allora dicevamo che cosa consiste il processo di disinfestazione, perché sappiamo non è che si tratti di trovare il luogo e si corre subito con l'intervento, c'è una prassi che va seguita precedentemente e non è nemmeno così immediata. Certo, allora nel momento in cui ci vengono comunicati i casi o sospetti o confermati di West Nile, c'è un'assistente sanitaria che effettua un'inchiesta epidemiologica in maniera da capire sia dove abita la persona, sia eventuali luoghi particolari che la persona può aver frequentato. Per esempio le sagre possono essere uno dei motivi, dei fattori di rischio più importanti. E successivamente si localizzano appunto su una mappa questi luoghi, si vede tramite un programmino informatico che è stato approntato dai nostri tecnici se fanno cluster, cioè se si trova a meno di 2 chilometri da un altro caso. Nel momento in cui questo viene riconosciuto,
si valuta appunto l'insorgenza dei sintomi, se è nelle 2 settimane, e in questo caso allora un tecnico della prevenzione del SISP esce con la ditta di disinfestazione per fare un sopralluogo nella zona. Vengono definiti sostanzialmente le tipologie di terreno dove ci si trova ad operare, cioè se sono zone rurali oppure urbane, e definiti gli interventi da effettuarsi, perché nelle zone rurali si fanno solo i larvicidi, nei fossati, nei tombini, eccetera. Invece in zone rurali vengono effettuati anche gli adulticidi, cioè proprio quelli che abbattono le zanzare adulte, che sono quelle che poi pungono. Il larvicida viene normalmente fatto nelle prime ore della giornata, nella mattinata, appunto sia nelle caditoie pubbliche che private, mentre invece per quanto riguarda l'intervento adulticida, che è quello un pochino più insomma da tenere sotto attenzione perché può essere tossico per la popolazione, viene fatto durante la notte, dopo l'emissione di un'ordinanza del sindaco che dice alle persone che devono stare all'interno delle case, devono coprire gli orti eventualmente, devono fare insomma delle cose che impediscano di poter essere danneggiati, ecco, da questo trattamento. Ecco, sappiamo che sono arrivate anche delle nuove disposizioni che sono al vaglio, quindi ne parleremo quando saranno ovviamente state esaminate, proprio per quanto riguarda la disinfestazione. Allora, proprio per questo motivo io la ringrazio e facciamo un altro cambio. Abbiamo qui, abbiamo la dottoressa Francesca Capretta, medico igienista, per avere un po' di numeri di quello che sta succedendo. Intanto vi annuncio che il dottor Selli ha dovuto proprio scappare perché il lavoro è tanto e quindi ci ha concesso appunto qualche minuto proprio per darci gli ultimi dati, ma lo salutiamo perché è proprio dovuto scappare perché il lavoro chiama. Allora, i numeri quali sono, dottoressa? Ma allora, dall'inizio della stagione, quindi parliamo di giugno sostanzialmente, poi ovviamente la curva è andata crescendo, abbiamo avuto 68 segnalazioni. Ovviamente alcuni riguardano solamente quella che è la mappatura che fa il servizio trasfusionale e quindi che ha riguardato solo donatori, ma che di fatto non sono sintomatici, e per cui viene solo mantenuta un'attenzione su quelli che sono i protocolli sanitari, mentre i casi confermati in generale sono stati 34, di cui 27 sintomatici. Ora, sintomatologia che può variare dalle forme molto lievi, febbrili, con qualche dolore muscolare simile influenzale, a delle forme invece importanti di tipo neurologiche, tanto che si parla di malattia neuroinvasiva, e parliamo di 16 casi in questa situazione, con alcuni decessi. I casi sospetti invece sono un pochino di meno fino adesso. Considerate che però ovviamente il caso sospetto è un soggetto che ha fatto una sierologia semplicissima dove si individuano gli anticorpi, ma per cui poi in qualche modo non è stato, o siamo in attesa di conferma da parte del laboratorio di riferimento di Padova, o per qualche motivo non è stato confermato nel tempo, vuoi perché appunto dove le sintomatologie sono più lievi, il medico di base magari fa l'esame semplicemente per avere un'idea diagnostica, ma poi non va avanti in qualche modo con l'iter. In questo momento diciamo che sono tutti abbastanza mappati, a parte le ultime segnalazioni di oggi, che sono un paio di casi sospetti, per il resto insomma sono stati tracciati tutti quanti. Tracciatura vuol dire appunto, come ha detto la dottoressa Palazzi, andare alla ricerca di luoghi frequentati, inizio di sintomi e caratteristiche cliniche sostanzialmente. Dottoressa, proprio per parlare a chi non mastica, no, dell'argomento, in teoria con il cambio di stagione e eventualmente anche, si spera, con l'aumento delle piogge che dovrebbero aiutare anche per la questione siccità, questo problema dovrebbe andare a scemare. Sì, considerate che il protocollo di sorveglianza va avanti sicuramente fino a metà ottobre, però di fatto è molto associato al clima.
Quindi nel momento in cui dovessero aumentare le piogge e quindi ovviamente cala la quota di zanzare e oltretutto c'è un ricambio d'acqua in tutte quelle che sono i ristagni, sia in giardino che per esempio nei canali dietro casa, nei campi, sicuramente si vede già una riduzione del fenomeno, quindi meno zanzare, meno punture, meno segnalazioni, meno infezioni. Oltretutto sappiamo bene che la zanzara risente un pochino del clima, quindi se comincia a piovere e comincia ad abbassarsi un po' la temperatura, fisiologicamente il fenomeno si riduce. Grazie dottoressa, ecco, avete sentito dunque i dettagli per quanto riguarda la sezione con i medici dell'igiene, igienisti dell'ULSS e poi i numeri col dottor Selle del Dipartimento Prevenzione dell'ULSS. Importante dunque per cercare di prevenire, utilizzare o avere sempre con sé nello zaino, nella borsetta, il repellente, soprattutto in quelli che sono gli orari all'imbrunire, giusto? Ecco. Ilaria, ti ringrazio davvero per questo collegamento. Non so se mi senti. Ecco Ilaria, grazie davvero, grazie a te e ai tuoi ospiti. Naturalmente poi nel corso del telegiornale di Venezia questa sera in onda a partire dalle 19 tutti gli aggiornamenti anche su questi nuovi focolai che sono stati appunto scoperti in provincia di Venezia. Grazie a Ilaria Marchiori e ai suoi ospiti. Buon lavoro. A Ciao voi, grazie. Ilaria. Grazie. Ecco, noi ora torniamo a parlare di scuola in vista della riapertura, del ritorno in classe dei ragazzi il prossimo 12 di settembre. Lo facciamo e la ringrazio per essere con noi con la dottoressa Carmela Palumbo, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Buongiorno dottoressa Palumbo. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Allora, si torna in classe con vecchi e nuovi problemi, diciamo. Qual è la situazione, diciamo, che arriverà, insomma, ormai fra 2 settimane nelle scuole del Veneto? Allora, dal punto di vista dell'assegnazione del personale direi che la situazione è abbastanza tranquilla, nel senso che siamo nella fase del conferimento delle supplenze, quelle lunghe, diciamo quelle annuali o fino a fine giugno, quindi in questi giorni entro agosto, comunque i primissimi giorni di settembre, gli uffici provinciali conferiranno tutte queste supplenze che sono più di 15.000, comunque un numero piuttosto elevato per la nostra realtà. E per quanto riguarda i dirigenti scolastici, proprio oggi stiamo procedendo con l'assegnazione delle ultime reggenze, cioè sulle scuole non coperte da dirigenti titolari, quindi diciamo che per il 12 settembre dal punto di vista della gestione del personale dovremo essere al completo. Ovviamente ci sono le 2 questioni che comunque incombono e che tengono anche banco politicamente in questi giorni, che sono da un lato la possibile recrudescenza del Covid. Su questo piano sappiamo che l'Istituto Superiore di Sanità ha emanato delle linee guida sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola superiore, e questo per la gestione di una situazione non più di emergenza, quindi di contrasto alla diffusione del Covid, ma sostanzialmente con un quadro di mitigazione. Anche il Ministero ha proprio emanato ieri un vademecum che ha un po' fatto una sintesi molto semplice, molto diciamo di facile comprensione sulle misure che le scuole adottano. Quello che possiamo dire è che è terminato comunque lo stato di emergenza e tutte le misure di natura emergenziale, quindi di limitazione in un certo senso della libertà personale. E il livello di attenzione resta solo nel caso del verificarsi di situazioni di contagio che devono ovviamente essere trattate in un certo modo, quindi con l'immediato isolamento, ritorno a casa della persona contagiata.
Quindi diciamo per il resto si torna al 2019 sostanzialmente per quanto riguarda le altre misure, quindi non è più prevista la mascherina, il distanziamento, gli ingressi separati e tutte quelle misure insomma alle quali i bambini e i ragazzi si erano ormai abituati negli ultimi 2 anni. Sì, come dicevo prima, quelle misure che hanno un po' limitato la libertà personale vengono meno. E quindi si torna ad una normalità di gestione della scuola, anche se sono state comunque prefigurati scenari di peggioramento che potranno essere attuati solo su disposizione però dell'autorità sanitaria. Quindi al momento si ricomincia in assoluta tranquillità. Bene, senz'altro. Per quanto invece riguarda non il fronte sanitario ma il resto delle questioni aperte, dottoressa Palumbo. Sì, ovviamente quella energetica potrebbe essere un'ulteriore situazione di emergenza che si fa avanti. E infatti in questi giorni si è parlato molto di possibili soluzioni per risparmiare, o comunque per economizzare su quello che è il riscaldamento e la luce, ovviamente anche nelle istituzioni scolastiche. Ci sono degli enti locali che hanno in qualche modo lanciato anche l'idea della settimana corta, ma ovviamente con molta cautela, quindi facendo sempre riferimento ad una volontarietà delle scuole, quindi ad una scelta che alla fine deve partire dalla scuola e che comunque non deve comportare, questo diciamolo chiaramente, perché insomma sono state diffuse da questo punto di vista delle imprecisioni, alcune riduzioni del tempo scuola. Le scuole che già non effettuano la prestazione su 6 giorni ma su 5 non riducono il tempo scuola, ma semplicemente riorganizzano nell'arco della settimana e quindi anche con qualche rientro pomeridiano il tempo scuola. Nessuna riduzione quindi della durata complessiva del tempo scuola dedicato agli studenti. Ci sono senz'altro anche misure intermedie che possono essere assunte, io ho già avuto modo di farlo presente. Per esempio si può comunque razionalizzare l'impiego degli spazi e soprattutto per le attività che vedono impegnata non tutta la sede scolastica ma alcuni locali. Pensiamo per esempio ai corsi serali e le attività quindi destinate agli adulti che possono essere magari razionalizzate in un'unica sede nell'ambito di uno stesso comune o comunque di uno stesso territorio. Varie soluzioni insomma. Certo, in maniera tale quindi da limitare l'accensione le ore di accensione del riscaldamento sostanzialmente, anche se poi alla fine per i ragazzi dal punto di vista dell'orario scolastico, come lei ha giustamente sottolineato, non cambia nulla, le ore di lezione complessive rimangono le stesse, è solo un fatto di riorganizzazione degli orari in maniera tale da consentire un eventuale risparmio energetico. E sì, l'idea del sabato chiaramente è più impattante e richiede evidentemente una volontarietà delle scuole e una scelta verso un'articolazione oraria che, ripeto, è già praticata da molte scuole, soprattutto gli istituti comprensivi. Ci sono parecchi istituti comprensivi che già spalmano l'orario su 5 giorni, quindi è una cosa assolutamente già esistente, certo, per scelte di alcune scuole, fattibile e che non comporta alcun ridimensionamento del servizio, questo è importante dirlo. Mi sembra che non ci sia alcuna volontà di imporre questo, di generalizzare questo, ma solo di eventualmente incentivarlo da parte di qualche ente locale. E peraltro, ripeto, anche i rientri pomeridiani possono essere organizzati gestendoli non su tutte le sedi con pochi alunni, ma su alcune sedi scolastiche, concentrando lì evidentemente gli alunni. Quindi ci sono comunque soluzioni intermedie che noi siamo e anche le scuole disponibili a studiare, senza
comportare un sacrificio per la didattica. Ecco, a grandi linee, dottoressa Palumbo, si sa quante sono le scuole che non vanno a scuola, cioè che già vanno a scuola il sabato oppure no, perché insomma questo fatto della settimana corta di fatto è già stato adottato da parecchi istituti scolastici già da diversi anni, no? Sì, noi adesso stiamo magari facendo con più attenzione un po' una ricognizione di queste situazioni, perché ripeto, dipendono dalle autonome determinazioni delle scuole nell'ambito degli organi collegiali, quindi con l'adesione piena ovviamente dei genitori, ma posso dire che forse un quarto delle scuole, degli istituti comprensivi più o meno nella nostra regione già pratica questo orario su 6 giorni. Ecco, un'altra questione, volevo ritornare alla questione delle supplenze di cui ci parlava all'inizio del suo intervento, dottoressa Palumbo, diceva all'incirca 15.000 supplenze per appunto il prossimo anno scolastico, che non sono poche, in quello che si sperava, insomma, sarebbe stato finalmente l'anno nel quale veniva risolta questa annosa questione degli incarichi e delle supplenze. Che cosa è accaduto che ha, come dire, inceppato il meccanismo? Dunque sono state espletate parecchie procedure di concorso che però diciamo non hanno fornito un numero di candidati vincitori tale, soprattutto in alcune discipline, che ha permesso evidentemente di andare a colmare queste mancanze, diciamo, queste carenze di personale. E poi c'è ovviamente su questo numero di supplenze, lei deve pensare che l'incidenza è soprattutto delle supplenze che noi facciamo sul sostegno. Circa la metà di queste 15.000 sono supplenze conferite sul sostegno. Qui il problema invece è di carattere più strutturale ed è dovuto a 2 fattori. Da un lato il fatto che abbiamo pochi docenti specializzati da poter nominare il ruolo, quindi c'è un problema di offerta che è insufficiente rispetto al numero di posti, e la specializzazione si conferisce con un percorso universitario. Dall'altro lato molti posti dell'organico di sostegno non sono posti consolidati in organico, nel nostro organico di diritto, ma sono conferibili solo per supplenza. Quindi questo determina il fatto che sul sostegno noi abbiamo un numero di posti da conferire per supplenza che rimane sempre elevato, perché non vengono risolti a livello nazionale questi problemi di fondo. Certo. E quindi circa una metà delle nostre supplenze sono supplenze sul sostegno. Sul sostegno, certo. Dottoressa Palumbo, per concludere volevo farle una domanda relativamente alla situazione dalla quale purtroppo usciamo in questa estate, che sul fronte degli incidenti stradali è stata davvero tragica e ha visto purtroppo protagonisti i giovani, i ragazzi, davvero tanti, quelli che hanno perso la vita o sono rimasti gravemente feriti nella nostra regione negli ultimi 2 mesi. Da più parti, insomma, in molti invocano un coinvolgimento ancora maggiore della scuola nei temi della prevenzione, dell'educazione alla sicurezza stradale. Sì, allora se ricordate noi proprio in Regione abbiamo firmato un protocollo, mi pare verso metà giugno, con un'azione forte che è stata proprio promossa dalla Regione del Veneto. Abbiamo fatto degli incontri di coordinamento con tutti i soggetti che ovviamente a vario titolo, anzi più incontri di coordinamento in Regione con tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di sicurezza stradale, e stiamo definendo proprio le azioni che proporremo quest'anno, molto forti, molto impattanti, per diciamo, portare ancora di più i giovani alla consapevolezza sulla guida corretta e sugli incidenti. Purtroppo sappiamo che molti di questi incidenti, anche nella nostra regione, sono stati provocati da adulti a danno di giovani, quindi c'è comunque una questione un po' più complessiva, no? di guida sobria, quindi stato di sobrietà, e poi rispetto ovviamente dei limiti di velocità e tante altre questioni.
Certo. Quindi comunque noi faremo ovviamente la nostra parte per quanto riguarda la popolazione scolastica. Grazie dottoressa Palumbo, la ringrazio davvero per essere stata con noi questa oggi. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie, un saluto. Noi ora torniamo a parlare della questione bollette, della questione caro energia che sta creando così tanti problemi alle imprese e alle famiglie, perché a lanciare l'allarme sono anche gli amministratori di condominio, perché a breve arriveranno le nuove bollette condominiali che porteranno a dover, come dire, rivedere anche quelli che sono i bilanci di tanti condomini. Abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Maurizio Ceschin, presidente dell'ANACI di Treviso. Buongiorno Ceschin. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, che situazione, che quadro si sta prospettando per i condomini? Stanno cominciando ad arrivare anche a voi le bollette? Gli amministratori condominiali come si stanno raffrontando con questa situazione che è arrivata tutto sommato inaspettata, almeno in queste proporzioni? Ma diciamo che eravamo già preoccupati ancora nei mesi di novembre, ottobre, all'inizio in pratica della stagione, quando si iniziava a parlare, anche perché a suo tempo il costo del gas era molto basso, poi chiaramente pian piano è andato ad aumentare e ci siamo trovati nel periodo soprattutto di chiusura di bilanci, quindi vale a dire maggio e giugno, che ci trovavamo nell'arco di una gestione tra il costo, diciamo, iniziale che era basso e quello che è aumentato sproporzionalmente. Purtroppo noi quando chiudiamo i bilanci ci troviamo in grosse difficoltà, anzi rimaniamo già stupiti noi per i costi eccessivi che ci sono, ma a parte questo diventa un problema affrontare l'autunno. In questo momento l'autunno ci sta veramente seriamente preoccupando, sta di fatto che anche noi con il Consiglio, diciamo, a livello provinciale ci siamo già trovati nel mese a fine agosto, quindi la settimana scorsa, per poter vedere un attimino come procedere e soprattutto per evitare anche questa crisi energetica che chiaramente è globale, ma ci stanno dando anche un po'. Allora, come ci siamo posti? Io mi auguro soprattutto, purtroppo siamo anche in attesa anche del MITE, in quanto siamo in attesa di questo decreto che fissa appunto questi incentivi che il Ministero punta ad avere, per poter avere anche, però chiaramente devono sempre essere avallati dall'Unione Europea, per poter avere magari questi sgravi che speriamo, da come stanno parlando, arriviamo intorno al 30% di abbattimento. Però purtroppo siamo in Italia e chiaramente non ci leggiamo. Per non parlare del discorso del 25 settembre, che dovremmo essere alle votazioni, quindi staremo a vedere cosa succederà. Oltre a questo però ci siamo posti anche il problema delle bollette, chiaramente come poterle gestire. Negli incontri che stiamo facendo però sia prima delle ferie che adesso prossimamente per quanto riguarda in particolar modo gli impianti centralizzati, abbiamo già così messo a fuoco e consigliato alcuni punti che mi permetterei anche di suggerire per quanto riguarda i nostri condomini. Quindi vale a dire indipendentemente, oltre che i consumi, diciamo, generali, ci sono anche i consumi personali. Nel generale noi avremo già parlato con i vari tecnici e questo è purtroppo dobbiamo, diciamo, ricorrere a una riduzione dei gradi di temperatura riguardante il riscaldamento, quindi portare a 2 gradi, e facendo una media abbiamo calcolato che abbiamo circa un 7% di risparmio. Certo che con i costi che noi abbiamo tutt'oggi non è così semplice gestire, anche perché i preventivi partiamo con 10, purtroppo ci troviamo con il triplo ed altro. Quindi questo sarebbe anche uno dei... Abbassare di 2 gradi la temperatura nei condomini con il riscaldamento centralizzato. Perché quando noi andiamo a effettuare queste percentuali che indicativamente oscillano tra il 6 e l'8%, noi abbiamo stabilito un 7 di media e aiuta molto anche, soprattutto anche nella temperatura dell'acqua. Diciamo, normalmente noi siamo abituati a mantenerla a 55 gradi, però è un po' esagerato
l'abbiamo sempre avuto perché fino a ieri il problema non sussisteva. Oggi come oggi ci potrebbe bastare dei 40-45 gradi, quindi anziché miscelarla come eravamo abituati, potremmo utilizzare anche questo. Chiaramente ci sarà sempre qualcuno che ci dirà qualcosa perché non è calda e via dicendo. Io mi auguro che questo tam-tam, che chiaramente viene messo ogni giorno sia nei giornali che per quanto riguarda l'impianto televisivo, la gente riesca anche un po' anche a capire le problematiche e soprattutto iniziare a risparmiare. È una cosa che ci preoccupa perché il risparmio in questo momento, fino a questi giorni, non mi risulta che sia entrato nella testa degli italiani. Abbiamo ancora la testa nelle vacanze, ma chiaramente i primi di settembre si volta pagina e sarà chiaramente un salasso per tutti. Ecco, questo è quello che noi ci siamo trovati in questi giorni, così una piccola panoramica. Inoltre consiglierei però... Prego, finisca, prego. Ci sto facendo una carrellata perché è un problema, diciamo, che riguarda sia per quanto riguarda il discorso gestionale nostro, ma anche effettivamente anche all'interno dei propri appartamenti, perché se andiamo a considerare ad esempio anche i famosi frigoriferi, che certe volte ne abbiamo due, ne abbiamo uno, che non sono in classe A, sono in altre classi, abbiamo dei consumi non indifferenti e anche questo potrebbe anche diciamo costare a livello personale, come lo stesso discorso impianti luce a LED, che sappiamo benissimo che con gli impianti a LED abbiamo il 90% in meno, mentre quelli a luce incandescenza abbiamo un consumo non indifferente. Sono piccoli accorgimenti chiaramente che poi nella gestione sia per privata che a livello condominiale può aiutare anche nella gestione, insomma, ad avere un meno costo da sopportare. Ecco, inoltre, ci sono anche dei consigli che voi date sulla, razionalizzazione anche di certe cose che poi vanno a influire in quelle che sono le bollette condominiali, penso appunto all'accensione delle luci piuttosto che i cancelli elettrici che magari si aprono tante volte al giorno facendo su e giù dal garage, magari si può parcheggiare la macchina fuori se si sa che poi si deve uscire dopo 10 minuti o dopo... C'è qualche indicazione che state dando? Sì, le abbiamo già prese in certi edifici dove, come accennava lei giustamente, il famoso basculante che quando si esce al mattino si alza per parecchie volte, perché una volta uno esce alle 7, l'altro 7:10, si chiude e si apre. Abbiamo già da suo tempo messo degli orologi in modo tale che questo dia la possibilità di evitare sempre questo chiudersi ed aprirsi in modo repentino. Inoltre abbiamo cercato di sospendere l'energia elettrica, nel senso di intervallare soprattutto negli edifici che hanno i sottoportici una luce sì e una luce no, e ridurre anche il discorso degli orari anziché a notte fonda, ecco, mantenendo chiaramente sempre le luci in sicurezza, e questo non guasta mai, soprattutto con i tempi che stiamo correndo. Certo. E questo è un altro. Poi c'era il discorso, come si diceva, sempre parlando del discorso del gas, che delle persone ci chiamano quando sostituiscono le cucine. Le cucine abbiamo chiaramente sempre gas, quindi un certo costo, non sarebbe neanche da sottovalutare, però fare anche due conteggi per vedere anche il che consiglierei, però bisogna vedere un po' nella situazione familiare personale, magari i piani induzione. Piano induzione, d'accordo al discorso elettrico, però siccome abbiamo anche le pentole che fanno da conduzione, quindi automaticamente ci sono dei calcoli che c'è la possibilità di risparmiare. Ultima cosa, e dopo per carità ditemi voi, che posso consigliare, adesso c'è questa corsa a sostituire i contratti di gestione, Enel, luce eccetera. Io mi raccomando, perché purtroppo adesso ci sono i cosiddetti specchietti per le allodole, quindi in realtà esistono anche uno specifico profilo che viene utilizzato tramite anche un simulatore che viene dato dall'autorità dell'energia, dell'ambiente, la famosa ARERA, che c'è un portale che ci fa capire se è conveniente o meno, e chiaramente non fidarsi mai di fare contratti per telefono, perché oggi come oggi sappiamo benissimo dove andiamo
a finire. Si rischia di finire dalla padella nella brace, quindi attenzione anche a questo. Io la ringrazio davvero, Ceschin, per essere stato con noi e per averci aiutato e fornito anche questi consigli utili a coloro che ci stanno ascoltando da casa, per rendere, diciamo, un po' meno impattante quella che purtroppo, ormai l'abbiamo capito tutti, sarà una vera e propria stangata che ci attenderà tutti, appunto, per quanto riguarda le bollette energetiche. Grazie a Maurizio Ceschin, presidente dell'ANACI di Treviso. Buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei, arrivederci. Grazie. Noi ora continuiamo a parlare di questo tema, continuiamo a parlare della stangata bollette, del caro energia, con i sindaci del Bassanese, perché l'abbiamo sentito anche nelle scorse edizioni dei nostri telegiornali, c'è non poca preoccupazione anche tra i primi cittadini. Vedo che si è quindi collegato, diamo la linea a Alex Giuliano. Buongiorno Alex. Buongiorno in studio, buongiorno ai nostri telespettatori, grazie per la linea. Siamo a Cartigliano per parlare di rincaro dei costi delle bollette, soprattutto quelle che riguardano l'energia elettrica. Pensate che un comune appunto come Cartigliano, che ha meno di 4.000 abitanti, nel 2021 durante tutto l'anno era arrivato a spendere 75.000 euro per quello che riguarda i costi dell'illuminazione pubblica. Ebbene, già nei primi 6 mesi di questo 2022 i costi sono lievitati a 90.000 euro e la previsione da qui a fine anno è che addirittura si possa sforare il tetto dei 180.000 euro di spesa solo per l'illuminazione pubblica. Un problema che sicuramente mette in difficoltà tante amministrazioni del territorio, un problema di cui andiamo adesso a parlare con il sindaco di Cartigliano, Germano Rachella. Sindaco, per un comune come il suo, appunto di poco meno di 4.000 abitanti, come si riesce a tamponare una situazione così difficile con un surplus di spesa così importante? Il problema energetico è un problema molto sentito, è un problema molto grave soprattutto per i comuni delle nostre entità. 180.000 euro per Cartigliano non sono pochi, ma soprattutto coprire la bellezza di quasi il triplo della spesa del 2021 può sbilanciare veramente un bilancio comunale. Dunque, nostro malgrado, proviamo a tamponare questo problema chiudendo l'illuminazione pubblica a mezzanotte e non tutti i giorni, a parte il venerdì e sabato che la lasceremo come normalmente era fino alla settimana scorsa. È un problema comunque che lo dobbiamo veramente valutare con molta attenzione, anche perché non dimentichiamoci che tra 15 giorni iniziano le scuole e questo significa che avremo altri edifici pubblici che fanno uso di energia elettrica, ma soprattutto, andando incontro alla stagione fredda, avremo anche il problema dell'energia per il riscaldamento. Dunque in questo caso ho già preso appuntamento con la dirigente scolastica per vedere come fare, perché anche in questi frangenti il gioco di squadra e l'informazione ai cittadini di quello che faremo è essenziale. Sindaco, vi aspettate anche un aiuto da parte del governo, anche se chiaramente è una situazione politica particolare, perché insomma, per un comune, per tanti comuni medio-piccoli, riuscire a coprire queste spese diventa veramente difficile. Sì, sono fiducioso che dal governo arrivano degli importanti aiuti, anche perché il governo è consapevole della situazione che da mesi stiamo vivendo e non dimentichiamo che il governo sta ancora a tutt'oggi facendo il suo lavoro. Dunque mi auguro che ben presto ci arrivino buone notizie per me e per tutti i miei colleghi, che oramai anche con i colleghi è diventato uno degli argomenti prioritari dei nostri incontri. E anche assieme, anche in questo caso, cerchiamo e ci copiamo l'un l'altro le varie iniziative, perché non è cosa facile. Prendo ad esempio il mio comune, per prevenzione avevamo messo 120.000 euro in bilancio per l'illuminazione pubblica, ma devo riuscire a trovare quei 60.000 euro che eventualmente serviranno per coprire tutta la spesa. Sindaco, la scelta di
staccare prima l'illuminazione pubblica, quindi di ridurre il consumo durante le ore notturne. È una scelta condivisa, messa in pratica da tante altre amministrazioni del territorio. Lei teme che questo possa favorire un incremento della criminalità, lasciando appunto lampioni e luci spente anche per quello che riguarda la sicurezza stradale, oppure, in base anche a alcuni studi che sono stati pubblicati, fate affidamento sul fatto che magari proprio con i lampioni spenti paradossalmente il tasso di criminalità tende a diminuire? Guardi, prima di prendere questa decisione ci siamo confrontati anche con le forze dell'ordine e ci hanno appunto confermato quello che poc'anzi lei ha detto. Per assurdo i furti sono calati quando si sono stati spenti l'illuminazione pubblica. Infatti i furti ultimamente avvengono dalle 5 di pomeriggio alle 8 di sera, quando addirittura le case hanno le luci spente. Dunque mi auguro non succeda niente. Naturalmente noi abbiamo spento l'illuminazione pubblica, ma non le telecamere ad infrarossi e quant'altro, e dunque staremo molto più attenti. Abbiamo avvisato le forze dell'ordine che faranno anche più passaggi a Cartigliano e terranno monitorato tutto il territorio. Un'ultima domanda prima di cedervi la linea. Chiaramente, se avete domande non esitate a farcelo sapere. Sindaco, verranno limitati altri servizi ai cittadini o per il momento si è scelto solo di appunto contingentare, limitare l'uso dei lampioni, dell'illuminazione pubblica? Naturalmente l'unica scelta che possiamo fare è quella di responsabilizzare i cittadini e tutte le associazioni che usufruiscono dei locali pubblici nello stare attenti e avere un occhio di riguardo nel risparmio energetici. Altri servizi, ora come ora, non me la sento di toglierli ai cittadini. E dunque mi auguro, lo ripeto, che arrivino ben presto dei supporti da parte del governo per riuscire a portarci fuori da questa situazione grave e anche imbarazzante da sindaco, perché naturalmente spegnere l'illuminazione pubblica penso sia qualcosa di storico. Di solito il cittadino ti chiama perché c'è un lampione che non funziona. Noi siamo stati costretti addirittura a spegnere tutto il paese. Una situazione appunto, come ha detto il sindaco Germano Racchella, che diventerà ancora più problematica con la riapertura delle scuole, con l'inizio appunto dell'anno scolastico, altre spese, altri consumi, quindi una situazione da monitorare. Se non avete altre domande da studio, qui da Cartigliano è tutto. Grazie Alex Giuliano e al tuo ospite per questo collegamento. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, il meteo, e subito dopo torniamo in diretta con la nostra pagina politica dedicata alla campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. A tra poco. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Lunedì 29 assisteremo ad un rialzo della pressione con conseguente attenuazione dell'instabilità che ha caratterizzato l'ultimo weekend di agosto. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto migliora il tempo, ma non in tutte le zone. Vedete, sul Bellunese non si esclude ancora qualche temporale pomeridiano, ma insomma sul resto della nostra regione torna il bel tempo e il sole. Temperature con andamento irregolare, minime tra 13 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, maggiore variabilità qui con cielo a tratti poco nuvoloso e con qualche isolato temporale possibile un po' su tutto il territorio. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, inizio di settimana in prevalenza soleggiato, solo con qualche breve acquazzone di calore. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Siamo ora alla pagina politica dedicata al confronto tra candidati in vista delle prossime elezioni del 25 di settembre. Ringrazio dunque per essere con noi oggi Sara Moretto di Italia Viva. Buongiorno, grazie per essere con noi. Cristina Manes del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, anche a lei, grazie per essere con noi, e Marco Piccoli di Italexit per l'Italia con Paragone. Buongiorno, grazie anche a lei per essere con noi. Allora, io volevo cominciare subito con la questione energetica. Abbiamo visto insomma che c'è grandissimo dibattito in queste ore anche su questa sorta di Pax energetica che è stata chiesta prima da Calenda, leader di Azione, poi rilanciata da Salvini per come dire, far sì che ci si sieda attorno a un tavolo per cercare in qualche maniera di trovare una soluzione a questo problema che sta davvero rischiando di mettere in ginocchio imprese e famiglie anche nel nostro paese. Volevo cominciare da Sara Moretto di Italia Viva, quindi è questa la via da seguire, cercare di come dire, lasciar decantare un attimo la campagna elettorale per affrontare delle risposte concrete alle persone, ai problemi delle persone e delle aziende? Beh, noi siamo convinti che prima della campagna elettorale ci siano le urgenze delle persone, i problemi delle imprese e delle famiglie, e che queste quindi debbano venire prima di tutto. Per questo Calenda aveva proposto di fermarsi un attimo, non perché non si debba proseguire con la campagna elettorale, ma per provare a trovare una soluzione unitaria. Fa davvero, insomma, lascia perplessi il fatto che oggi si appelli a Draghi, però chi qualche giorno fa l'ha fatto cadere, per cui tutta la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle, che sono stati i responsabili della crisi di governo che ha portato alle dimissioni di Draghi, oggi sono gli stessi che invocano una soluzione proprio a Draghi e proprio dal governo. Quindi questa cosa stride assolutamente, credo che i cittadini capiscono la totale incoerenza di queste forze politiche. Noi eravamo con Draghi quando era al governo, continuiamo a essere al suo fianco, ma soprattutto crediamo che in questo momento i problemi delle persone e le bollette che rischiano di diventare insostenibili sono il primo problema da affrontare, e che è giusto che in questo momento lo affronti Draghi, e lo accompagneremo ovviamente in tutte le scelte necessarie. Ecco, Draghi, che peraltro mi pare di aver capito, insomma, non sia proprio, come dire, disponibile a fare delle misure che in qualche maniera vadano ad aumentare il debito pubblico, il deficit. Casomai sarà il governo prossimo venturo, no, a dover affrontare questa eventuale decisione. Anche noi come Italia Viva e anche Azione siamo sempre stati molto contrari al solo invocare lo scostamento di bilancio. Abbiamo visto in questi ultimi mesi che la soluzione a tutto era sempre lo scostamento di bilancio. Per alcune forze politiche la soluzione è spendere e spendere a debito. Noi crediamo invece che su questi temi si debba fare molta attenzione, che c'è la possibilità di una gestione delle finanze pubbliche molto oculata, che abbiamo diversi fondi per investimenti legati al PNRR, e che quindi tutta questa situazione di emergenza possa essere gestita, e credo che Draghi abbia le soluzioni in mano senza ricondurci oggi ad uno scostamento di bilancio, che sarebbe una cosa davvero pesante, ulteriormente pesante per le tasche degli italiani. Ecco, allora poi magari entriamo nel merito delle singole proposte dei partiti sulla questione energetica ed ambientale. Andrei ora da Cristina Manes del Movimento 5 Stelle su questo tema, una Pax energetica per affrontare, no, insieme la situazione davvero molto difficile su questo fronte.
Certo, sì, stiamo sentendo negli ultimi giorni tutti i partiti parlare di questa fantomatica Pax che dovrebbe esserci tra partiti per risolvere questi gravissimi problemi che stiamo tutti attraversando in conseguenza della crisi economica ed energetica. Però gli italiani purtroppo hanno forse a volte la memoria un po' corta e anche in questo caso i partiti. Mi riferisco a quanto detto prima dalla collega di Italia Viva. Dobbiamo fare un passo indietro perché noi del Movimento 5 Stelle di questa emergenza e delle soluzioni per affrontarla ne abbiamo parlato già 6 mesi fa almeno. E diciamo che nel nostro documento che abbiamo consegnato a Draghi proprio per cercare di risolvere queste criticità c'è stato detto un grande no, al quale poi sono subentrate le conseguenze della caduta del governo. Sulla caduta del governo volevo precisare alla collega che il governo è caduto non per una diretta responsabilità del Movimento 5 Stelle, in quanto il Movimento 5 Stelle, per coerenza, al mandato degli elettori non ha voluto votare la fiducia al decreto aiuti perché in esso era stata nottetempo inserita una norma che affida i poteri speciali al sindaco di Roma Gualtieri per costruire un inceneritore. Poiché noi al governo con il PD avevamo questo patto, cioè di seguire quelli che erano i valori, quelli che erano le indicazioni anche su questo tema, non abbiamo che potuto agire di conseguenza, quindi non votando, però la nostra presenza in aula ha consentito che ci fosse la votazione, casomai Lega ed altri non partecipando hanno consentito la caduta del governo. Per quanto riguarda le risposte a questo gravissimo problema sono già contenute in quello che è il documento consegnato a Draghi. Noi abbiamo chiesto a Draghi di intervenire sui problemi dei cittadini, già prevedendo quella che ad oggi è una grandissima crisi e che andrà sempre aumentando. Certo che prevenire sarebbe stato sicuramente meglio che poi curare, perché adesso le risorse per risolvere, per tamponare, per andare incontro alle famiglie sono veramente difficili. Avevamo chiesto in questo documento, e lo chiediamo ora che evidentemente il problema è un problema a cui non si possono mancare risposte. Abbiamo chiesto un immediato scostamento di bilancio. Nei precedenti governi Conte ci sono stati ben 5 scostamenti di bilancio per andare incontro alle difficoltà dei cittadini che hanno avuto per la pandemia e per tutto quello che ne è conseguito. E tutto questo l'abbiamo ottenuto tenendo lo spread sotto i 100. Quindi lo scostamento di bilancio sicuramente è una operazione che noi chiediamo, che il governo Draghi potrebbe fare subito. Speriamo che non se ne lavi le mani, perché questo vuol dire veramente distrarsi dalle esigenze dei cittadini. Inoltre taglio dell'IVA sui beni di largo consumo e ovviamente il recupero degli extra profitti. Mancano all'appello 9 miliardi di euro e noi li chiediamo non solo a tutte quelle società che insomma hanno goduto di questi introiti in questo periodo, nelle società parlo relativamente all'energia eccetera, ma anche alle società farmaceutiche e assicurative che hanno beneficiato di questi introiti. Ecco, allora andiamo ora da Marco Piccoli di Italexit per l'Italia con Paragone. Allora, la vostra posizione su questo tema e l'eventuale appunto disponibilità, questa sorta di pax energetica, quindi di una sorta di tregua nella campagna elettorale per cercare di trovare una soluzione comune a questo problema.
Innanzitutto vorrei precisare che Italexit per l'Italia con Gianluigi Paragone è un progetto di pacificatori, non di pacifisti, quando improvvisamente scoppia una crisi in faccia a tutta una serie di provvedimenti che si allineano perfettamente a una linea politica di europeismo e atlantismo ideologico. È troppo comodo gridare allarme alla crisi energetica e costringere, come sempre succede in Italia, i soggetti più fragili alla fine della filiera, sindaci, enti, istituzioni, cittadini, imprese, a correre ai ripari. È stato sbagliato moltissimo della politica estera italiana negli ultimi 10 anni e per rifondarla secondo dei canoni più virtuosi è sicuramente necessario fare un discorso molto critico e molto scettico sulle politiche europee. Noi non ci nascondiamo dietro un programma, nel nostro programma abbiamo inserito comunque un riavvicinamento del tessuto socioproduttivo che va fatto anzitutto con la rottamazione delle cartelle esattoriali che sono state recapitate in questi 2 anni di crisi e di pandemia, ma soprattutto bisogna riavvicinare il mondo che abbiamo intorno al Made in Italy per dare respiro a imprenditori del territorio che rappresentano il territorio e fare in modo che possano di nuovo diventare imprenditori in grado di rappresentare un paese. Questo paese si chiama Italia e la crisi energetica che in questo momento ci troviamo ad affrontare, abbiamo sentito negli ultimi 10 giorni, 15 giorni, la parola razionamento è stata utilizzata molto spesso, c'è stato forse quasi più un abuso di un uso di questa parola. E questo secondo noi rappresenta l'espressione del fallimento delle politiche della Farnesina in primis, ma comunque del governo Draghi e di tutte le forze politiche che l'hanno appoggiato in un momento in cui sicuramente si poteva anche cercare, anziché inviare subito per direttissima armi e armamenti per la guerra in Ucraina, si poteva sicuramente intavolare un discorso di negoziazione, di dialogo, con chi il gas, fino a prova contraria, non ce lo fornisce da ieri, ma ce lo fornisce da 20 anni, se non di più. Ecco, ma quindi secondo voi, diciamo, nell'immediato l'ipotesi di soluzione quale può essere? La soluzione non si trova in 5 minuti, tantomeno in 24 ore. Ripeto, che paghino i responsabili di questa crisi, prima di tipo epidemiologico, ora di tipo diplomatico, di tipo energetico, e si devono prendere le responsabilità che invece non si sono presi tutti quei partiti che a larga maggioranza hanno approvato un esecutivo che non ha tenuto sicuramente conto delle esigenze dei cittadini, delle imprese. Vorrei semplicemente ricordare che in questi 2 anni hanno letteralmente chiuso decine di migliaia di attività produttive virtuose lungo tutte le filiere della produzione dei servizi in Italia. Anche il Veneto ha pagato dazio in questo senso. Italexit per l'Italia con Gianluigi Paragone vuole riportare questo tipo di politiche vicino all'impresa e al tessuto produttivo. Come? Sicuramente non facendo assistenzialismo, quindi anche la misura del reddito di cittadinanza va rivista e va reimplementata secondo canoni che a nostro avviso sono completamente diversi e puntano di più alla virtuosità delle nostre aziende, alla possibilità di ripristinare, come sapete, una sovranità monetaria che da quando l'euro è entrato in vigore di fatto ha penalizzato in primis i consumatori e i produttori, nonché gli imprenditori. Onorevole Moretto, Italia Viva, torno da lei. Per quanto riguarda le energie e le politiche energetiche, perché misure emergenziali da prendersi subito, anche prima del voto abbiamo capito insomma, che il sistema non è in grado di reggere e nello stesso tempo però anche misure nel medio e nel lungo termine, perché poi alla fine bisognerà anche in qualche maniera uscire da questa situazione di dipendenza energetica così pesante del nostro paese. La vostra proposta in questo senso? Innanzitutto io capisco che siamo in campagna elettorale, però proprio su questo tema e per le preoccupazioni che questo tema desta tra i cittadini credo si debba essere
diciamo molto pragmatici e molto seri quando si parla di questi temi. La soluzione non può essere tasse e debito, perché questo ho sentito dire poc'anzi, quindi nuove tasse, nuovo debito. Non è questa la soluzione al problema che i cittadini stanno vivendo. Tra l'altro, se dobbiamo andare a riguardare il passato, Draghi stava proprio mettendo in campo tutte quelle misure emergenziali che poco fa ho sentito richiedere, la riduzione dell'IVA, la tassa sugli extraprofitti, e quelle stesse forze politiche, tra cui anche il Movimento 5 Stelle, che adesso non può aver lanciato il sasso e togliere la mano. Il Movimento 5 Stelle, tanto quanto il centrodestra, è responsabile della caduta di questo governo e si è reso responsabile di non votare uno dei decreti emergenziali che interveniva anche in materia di energia. Detto questo, però, perché credo che gli italiani abbiano ben capito, i veneti abbiano ben capito chi è responsabile della crisi di governo, andiamo alle proposte concrete. Nell'immediato è necessario sì stanziare ulteriori risorse, e ci sono, per diciamo calmierare le bollette, però bisogna fare, come diceva giustamente lei, anche delle scelte a lungo termine, e sono di due tipi: una riguarda le infrastrutture e una riguarda il mercato. Per quanto riguarda le infrastrutture, noi siamo a favore di tutti gli investimenti che consentano di produrre energia in Italia, anche dalle fonti rinnovabili, ovviamente, che vanno semplificate e sostenute e che ci consentono di essere meno dipendenti dal gas russo. Per noi significa quindi sì ai rigassificatori, ai quali per esempio il Movimento 5 Stelle, come altre forze politiche, si sono sempre opposte, sì alla ripresa delle estrazioni autorizzate del gas nazionale, sì anche ai termovalorizzatori, e io credo che agli italiani non interessi nulla dei patti tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Roma ha un'emergenza rifiuti e c'è bisogno di energia. Il termovalorizzatore di Roma per noi è un investimento necessario, quindi da questo punto di vista la nostra posizione è chiara. L'altra strada è quella del mercato. Noi dobbiamo dividere il costo, il prezzo dell'energia che si produce con il gas dal prezzo dell'energia che si produce con fonti rinnovabili. Per quanto riguarda quest'ultime, queste non hanno subito a monte l'aumento del costo del gas, perché si produce energia con il vento, con il sole, con le fonti rinnovabili, e su queste lo Stato può agire attraverso dei prezzi amministrati, riducendo immediatamente quindi il costo dell'energia nelle politiche. Noi abbiamo delle proposte chiare e sinceramente credo anche molto coerenti con l'azione che abbiamo portato avanti in questi mesi. Ecco, Cristina Manes, quindi per quanto riguarda gli interventi nel medio e lungo periodo, il Movimento 5 Stelle, a qualcosa lei ha già fatto cenno prima? Sì, grazie. Innanzitutto vorrei rispondere alla collega che non ho parlato di tasse, io non ho parlato di nuove tasse ai cittadini, ma piuttosto di intervenire a sostegno di quei cittadini, e ce ne sono tantissimi, che sono sotto la soglia di povertà. Riguardo a questa situazione, come sapete bene, noi abbiamo proposto, abbiamo attuato il reddito di cittadinanza, che in questo momento è veramente l'unico appiglio che questa fascia di popolazione ha per far fronte alla crisi economica. Il reddito di cittadinanza è senz'altro uno strumento migliorabile. Noi stessi come Movimento 5 Stelle avevamo depositato degli emendamenti. Ricordo che poi insomma le misure vengono poi votate da tutto il Parlamento, e di questa misura, a seconda dei casi, insomma, se ne sono appropriati anche gli altri partiti, salvo poi dire che avrebbero voluto farlo in un modo diverso, che andrebbe rivisto in tal altro modo, eccetera, eccetera. Allora, il Movimento 5 Stelle ha levato dalla povertà 1 milione di cittadini. Abbiamo 4.500 almeno persone che sono sulla soglia della povertà. Dobbiamo dare questo sostegno di dignità, è un sostegno di dignità. Non parliamo di fannulloni che stanno sul divano, come spesso la propaganda degli altri partiti fa credere. Si tratta di persone che non hanno di che vivere, perché solamente 1/3 dei percettori del reddito di cittadinanza, solamente 1/3, può lavorare. Gli altri 2/3 sono costituiti da minori, disabili e anziani.
Di questo terzo di persone occupabili, purtroppo c'è anche una media un po' bassa di scolarizzazione che non consente poi a queste persone di entrare immediatamente nel mercato del lavoro. Noi senz'altro pensiamo che sia migliorabile, però assolutamente in un momento come questo è una misura a cui ci dobbiamo tenere stretti, perché ne va di mezzo veramente la tranquillità sociale, il sistema sociale, cioè siamo veramente messi molto male e quest'unica misura che è stata fatta per le popolazioni, per la fascia di popolazione debole, va assolutamente mantenuta. Semmai vanno migliorate le politiche attive per il lavoro. E allora qui bisogna pure, proprio per spiegare bene ai cittadini, chiarire il motivo per cui il reddito di cittadinanza ha subito questo freno. Il motivo è che bisognava fare circa 11.000 assunzioni per i centri dell'impiego, che non sono state fatte, ne sono state fatte circa 3.600, qualcosa del genere. Allora la responsabilità di questo non è attribuibile alla misura, alla bontà della misura, ma è attribuibile a chi sul territorio doveva attivare queste politiche, e mi riferisco alle regioni a cui fanno riferimento i centri per l'impiego, che a maggior parte sono a trazione, come sappiamo, leghista, quindi sicuramente non favorevoli a questa misura. Pertanto il reddito di cittadinanza in questo momento va assolutamente tenuto se non vogliamo creare disordini sociali, perché è questo che potrebbe succedere levando questo minimo di aiuto alle fasce deboli. Per quanto riguarda le tasse abbiamo detto, non ne ho parlato. Ma le tasse ne parliamo dopo, se no mettiamo un po' troppa carne al fuoco. Volevo andare ora da Marco Piccoli, Italexit, proprio per questo tema del sostegno alle povertà, del sostegno quindi alle persone che si trovano in difficoltà. Si è molto parlato appunto di reddito di cittadinanza, di abolirlo, di modificarlo, di mantenerlo. La vostra posizione? Ma guardi, mi fa molto piacere ricevere questa domanda, perché è un tema attuale e sul quale non è nemmeno facile argomentare in 30 secondi la posizione di un partito. Partiamo da un ragionamento molto semplice. Le persone che sono in difficoltà, le categorie più fragili e marginali vanno sicuramente aiutate. Questo è un principio fondante della nostra Costituzione. Diverso è destinare una quantità immane di denaro per un tipo di misura che non serve assolutamente a risollevare il mercato del lavoro. Ecco da cosa deriva il nostro scetticismo sul reddito di cittadinanza. Ad esempio, nel nostro programma strutturale abbiamo inserito una proposta molto concreta, e cioè quella di far riconfluire questi fondi non destinati, ripeto, a persone fragili, in un'altra modalità, ovvero per aziende, imprese che abbiano al di sotto di 10 dipendenti possiamo dare degli sgravi fiscali che li aiutino un po' in questo momento di particolare di difficoltà, perché non è soltanto una difficoltà italiana, ci sono due crisi in corso, c'è una guerra che sta continuando. Dal nostro punto di vista la politica estera italiana, come ho detto anche prima, ha fatto sicuramente peggio di quello che si poteva fare in un momento così delicato. Tornando alle nostre regioni, alle nostre città e alle nostre imprese, ecco, il reddito di cittadinanza è una misura che va ricontestualizzata. Bisogna cercare di ricontestualizzarla all'interno di quei comparti, di quelle filiere dove sappiamo che in questo momento l'Italia è più vulnerabile. Un altro esempio, sicuramente all'interno degli stanziamenti si può prevedere di stanziare almeno una parte dei fondi destinati al reddito di cittadinanza per far ripartire anche la formazione, cioè quel tipo di formazione che poi nel medio e lungo periodo paga, dando che cosa?
dando l'emancipazione professionale, restituendo alla filiera l'emancipazione professionale di cui tante persone oggi soffrono, ne hanno bisogno, e quindi ecco, i due esempi che ho citato adesso potrebbero essere, diciamo, di supporto alla revisione di una politica che per quanto ci riguarda ha funzionato poco e anche per un periodo di tempo relativamente breve. Ecco, allora noi ora dalla regia mi chiedono il break pubblicitario, chiamano la pubblicità, allora vi chiedo di pazientare qualche istante, noi andiamo in pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo con Marco Piccoli Italexit, Sara Moretto di Italia Viva e Cristina Manes del Movimento 5 Stelle. Pubblicità, tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. Siamo alla parte dedicata al dibattito politico in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 di settembre. Con noi Marco Piccoli di Italexit, Sara Moretto di Italia Viva e Cristina Manes del Movimento 5 Stelle. Onorevole Moretto, torno da lei, si parlava appunto della questione delle povertà, dell'aiuto quindi alle fasce della popolazione che si trovano maggiormente in difficoltà, collegato naturalmente questo al tema del fisco, perché sono naturalmente due temi fortemente legati l'uno all'altro. La posizione di Italia Viva. Innanzitutto, siccome siamo all'interno di un programma di informazione, credo sia giusto dare le informazioni corrette. Oggi i cittadini che sono in uno stato di grave situazione economica godono già, per quanto riguarda le bollette, del bonus sociale, e questo è anche automatico, giusto per precisare anche quanto affermato in precedenza e non da me. Io credo che in questa fase sia necessario intervenire con una riforma fiscale, anche questa purtroppo che è stata interrotta dalla crisi di governo, perché come magari molti ascoltatori sanno, questa ha ricevuto l'ok della Camera e stava passando al Senato per l'approvazione definitiva. Noi siamo convinti che sia necessario intervenire con una riforma del fisco che sia orientata allo sviluppo e all'occupazione, che quindi stimoli il lavoro, stimoli la crescita economica e consenta così alle persone di avere una propria dignità, un proprio reddito e poter progettare il proprio futuro. Da questo punto di vista la nostra proposta è anche la proposta dell'imposta negativa, che è un meccanismo tecnico un po' complicato da spiegare, ma che è già applicato in altri stati europei e che consente di aiutare le persone ad uscire dalla soglia di povertà. A tal proposito, sempre perché credo sia giusto dare le informazioni corrette, questa mattina il presidente dell'Istat ha dichiarato che il reddito di cittadinanza ha limitato gli effetti della povertà in 500.000 famiglie italiane. Questo è il numero che ha dato l'Istat, non lo do io, e credo che da un punto di vista anche di bilancio dello Stato, 10 miliardi di euro in un anno per riportare appena sopra la soglia di povertà 500.000 famiglie, credo che sia un investimento sul quale si debbano fare delle valutazioni, e che sia necessario, lo sosteniamo da sempre, distinguere l'aiuto di tipo sociale per le persone che non possono lavorare. Sentivo parlare appunto di persone con disabilità, di famiglie in cui ci sono delle situazioni di malattia, di impossibilità al lavoro. Da questo punto di vista c'era il reddito di inclusione ed è una misura che noi riteniamo debba essere reimplementata, riaggiustata, che passava attraverso i servizi sociali del comune, non era gestito dall'INPS come il reddito di cittadinanza. Quella misura prevedeva una valutazione specifica caso per caso delle situazioni e andava incontro a chi non è nelle condizioni di avere un reddito. Diversa è la situazione di chi ha la possibilità di lavorare e che deve essere stimolato a farlo, aiutato attraverso politiche attive che mettano insieme l'offerta e la domanda di lavoro, ma credo che in questo momento in Veneto, soprattutto con la ricerca di personale che è in corso e che non si trova, a dire che il reddito di cittadinanza è una misura valida, credo possa essere un'offesa anche alle tante imprese che stanno cercando personale anche per la stagione balneare e non lo stanno trovando. Noi crediamo che si debbano distinguere le due questioni, che chi ha bisogno debba essere aiutato e gli strumenti ci sono, ma che il lavoro vada stimolato in altro modo.
attraverso delle politiche attive, attraverso una riforma fiscale che non penalizzi chi guadagna €1 in più, ma che garantisca una equa distribuzione del carico fiscale riducendo le tasse, e noi proponiamo di farlo davvero, non come chi negli anni passati ha promesso di ridurre le tasse e non l'ha mai fatto. Ecco, come? Allora entriamo nello specifico della proposta fiscale, così poi facciamo il giro anche agli altri sulla politica fiscale. Noi proponiamo innanzitutto una revisione degli scaglioni dell'IRPEF, per questa è la tassa che tutti i cittadini pagano anche nella propria busta paga, quindi una rimodulazione delle aliquote con una riduzione dell'imposizione fiscale. Proponiamo di eliminare l'IRAP alle imprese, anche quindi alle tante micro e piccole imprese venete che si trovano a pagare questa tassa ingiusta, e non da ultimo proponiamo, cosa che oggi non avviene, che ogni euro recuperato dalla lotta all'evasione fiscale, che in questi anni ha prodotto qualche risultato, sia automaticamente messo per la riduzione delle tasse degli italiani. Oggi quelle risorse vengono messe nel calderone della spesa pubblica. Noi invece crediamo che ogni euro recuperato dalla lotta all'evasione debba essere attribuito ovviamente ai contribuenti onesti che hanno pagato le tasse e che hanno diritto di vedersele ridotte. Allora, Cristina Manes, politica fiscale per il Movimento 5 Stelle, i punti cardine della vostra proposta. Allora, i punti cardine sono innanzitutto lo stop al precariato e il salario minimo. E poi stavo dicendo prima anche della misura straordinaria che abbiamo messo in atto e che vogliamo continuare a mantenere anche nel nostro programma, che è il super bonus e tutte quelle agevolazioni strutturali edilizie. Pensate che con il super bonus 110 quasi 125 miliardi di euro di ritorno a fronte di un investimento di circa 35.000, quindi un rapporto 1:3, quindi con un investimento di 1 si ottiene 3. Questo ha dato grande respiro alla nostra economia e chiaramente anche avendo un impatto favorevole all'ambiente, perché tutte le nostre misure guardano all'ambiente, alla sostenibilità. Noi ci muoviamo secondo quelle che sono le direttive europee, che ci impongono di guardare alle nostre scelte future sempre in un'ottica green. Il super bonus anche in Veneto ha portato un riscontro molto positivo, perché a fronte di 25.000 interventi ammessi c'è stato un valore complessivo di circa 3,5 miliardi, e parliamo solo del Veneto. Il super bonus ha anche aumentato il PIL 6,6 a livello italiano, e tra le regioni che ne hanno maggiormente beneficiato c'è proprio il Veneto, che ha raggiunto un PIL mi sembra del 7,7 o 7,4, non ricordo bene, nel Veneto occidentale e il 7 nel Veneto orientale. Il comparto che ne ha più beneficiato è stato ovviamente quello delle costruzioni, ma il super bonus, diciamo, dà respiro e dà energia a tutta la filiera che va dal mattone fino ai mobili. Quindi questa è una misura che noi vogliamo mantenere perché ha assolutamente assicurato un ritorno molto concreto e si muove appunto nella direzione green dell'ambiente e della sostenibilità. Ecco, sulle politiche fiscali, Manes? Mi volevo riallacciare a quanto detto prima, perché sto parlando anche del reddito di cittadinanza, volevo fare questa considerazione anche sul super bonus. Per quanto riguarda le politiche fiscali, noi vogliamo intanto un salario minimo. È vergognoso che alcuni lavoratori debbano ancora avere a che fare con queste paghe da fame, 4-5 euro. Non sono per noi assolutamente concepibili. Quindi un salario minimo ad almeno 9 euro. E questa cosa lo stesso la stiamo chiedendo da mesi. La proposta sul salario minimo della nostra Nunzia Catalfo è sul tavolo delle commissioni dal 2013, quindi non è
come adesso questa esigenza di correre ai ripari, una battuta dell'ultima ora per la campagna elettorale. Questa è una cosa in cui noi crediamo fermamente che vada applicata, soprattutto in questo contesto molto difficile. Poi appunto attraverso sempre l'innovazione tecnologica, questa strada che abbiamo aperto un po' con le energie rinnovabili, vogliamo dare beneficio anche alle imprese, perché anche le imprese potranno usufruire, secondo il nostro programma, di un super bonus energia imprese. Quindi attraverso sempre la cessione del credito, i crediti fiscali, praticamente dare questo ritorno positivo alle imprese che possono effettuare degli investimenti a costo zero, sempre avviandosi e continuando il loro cammino verso le energie rinnovabili. Ecco, Marco Piccoli, Italexit per paragone, la questione fiscale, le politiche fiscali che voi proponete. Parto da lontano ma ci arrivo perché, come sapete, la nostra realtà, il nostro progetto è un progetto a lunga gittata, di medio-lungo termine. Noi riteniamo che se nel 2022, ormai quasi 2023, abbiamo ancora bisogno di parlare di una riforma fiscale, è sicuramente la massima espressione del fallimento dell'Eurozona, così come è stata pensata e progettata e implementata negli ultimi 20 anni. Ha causato danni gravissimi in tutto il nostro Paese, a partire dalla deflazione costante dei salari, l'inflazione dei prezzi che è diversificata, la voglio ricordare, paese per paese. Non c'è una inflazione dei prezzi allineata con la moneta che noi chiamiamo moneta unica. E poi alla fine abbiamo assistito a una distruzione sostanziale del tessuto socio-produttivo in cui il nostro Paese vorrebbe operare. Il nostro è un programma di medio-lungo termine che, come sapete, si prefigge come obiettivo finale il recesso, perché è così che lo voglio chiamare, si chiama così dai trattati internazionali che lo prevedono, il recesso dall'Eurozona, perché da quando siamo entrati a regime Maastricht in poi, nell'ultimo ventennio in particolar modo, abbiamo assistito a un sostanziale impoverimento anche della capacità di fare libera impresa. Ricette con la bacchetta magica ovviamente non abbiamo, per una questione di onestà intellettuale e trasparenza verso il nostro elettorato, però ovviamente abbiamo delle idee concrete che abbiamo poi trasposto nella nostra visione programmatica. Ad esempio fissare un'aliquota al 15% per tutto il Made in Italy, cioè per chiunque abbia a cuore il nostro marchio. Vorrei ricordare che il Made in Italy è il secondo marchio più popolare al mondo ed è un marchio che va tutelato, protetto, al quale va sicuramente restituita la dignità che aveva prima. Ho sentito parlare anche di super bonus, anche lì abbiamo cercato di dare una visione, diciamo, coerente con tutte le altre misure previste nel nostro programma. Sul super bonus noi vorremmo che si potesse reintavolare una discussione per attuare una politica di super bonus pluriennale che dia sicuramente la possibilità alle imprese di lavorare con la consapevolezza che i lavori, una volta iniziati, si possano finire e non interrompere magari perché nel frattempo c'è una carenza di materiali o ci sono problemi con le importazioni e le esportazioni. Poi c'è un altro punto cardine che vorrei toccare, cioè il ruolo delle banche. Le banche oggi non svolgono più quel ruolo che svolgevano 20-30 anni fa nel territorio, cioè la banca deve essere il primo interlocutore a livello di territorio per il tessuto socioproduttivo. Basta con speculazioni esagerate, esorbitanti sui prestiti, ridiamo linfa all'economia locale che, come sappiamo, è l'avamposto terminale di tutta la filiera socioproduttiva. Finisco con un'altra misura che vorrei menzionare del nostro programma. Abbiamo pensato anche a noi di rivedere, di rialzare un po' l'asticella, giustamente, per ridare dignità alle pensioni e ai salari. Quindi inserendo una misura che preveda una pensione minima di 900 euro. Vorrei ricordare anche questo, che in Italia ci sono milioni di persone che ancora oggi le bollette non riescono a pagarle perché hanno una pensione letteralmente, passatemi il termine, da fame.
e quindi alzarlo, portarlo questo tetto minimo a 900 euro, contestualmente portare ovviamente anche il livello salariale diciamo in un contesto di congiuntura economica che permetta poi a quei salari di esprimere il loro potere di acquisto verso un'economia che in questo momento è in crisi. Ovvio che tutto questo si potrà concretizzare e tradurre in un progetto serio sempre con il recesso dall'Eurozona. Oramai l'euro è una moneta inequa, è una moneta non ottimale nello spazio dei territori sovrani che occupa in Europa, e bisogna avere il coraggio di dirlo, bisogna avere l'onestà intellettuale di riprendere in mano questo discorso, perché la politica che si faceva 20 anni fa è molto molto distante dalle fasce giovani, dalle fasce deboli, dalle fasce marginali, e quindi noi oggi dobbiamo anche pensare di ripartire da dove sappiamo che l'Italia è forte. L'Italia è forte nell'imprenditorialità, nella libera impresa, nella creatività, nei suoi prodotti. Il Made in Italy va sicuramente attenzionato più di qualsiasi altra cosa quando si parla di ripresa per le aziende. Ecco, lei accennava alle pensioni, l'altro tema che volevo ora affrontare anche con gli altri, visto che lei ne ha già parlato, quindi pensioni minime, lei diceva da almeno 900 euro, la questione risorse, cioè con quali risorse? Ma sicuramente si possono fare spostamenti, anche qui c'è il solito problema che incardina poi anche il progetto che è Italexit per l'Italia con Gianluigi Paragone, cioè fino a quando l'Italia sarà legata con la corda al cappio dal vincolo esterno, cioè in Italia non si può fare assolutamente niente dal punto di vista del gettito, della spesa dello Stato senza l'autorizzazione di Bruxelles. E ritengo che nel 2022 sia piuttosto stucchevole continuare a sentire il solito ritornello a disco rotto ce lo chiede l'Europa. Facciamo una grande distinzione: l'Europa è un'area geografica ben determinata con degli stati sovrani che devono cooperare fra loro. L'Unione Europea è un insieme di trattati all'interno dei quali contempliamo anche l'Eurozona, che ha letteralmente messo in ginocchio l'economia. Quindi noi in questo momento abbiamo sicuramente il compito di far riconfluire dei fondi precedentemente utilizzati con modalità monotematiche. Mi riferivo prima ad esempio alla revisione dei fondi per il reddito di cittadinanza da destinare come risorsa in più all'innalzamento del tetto salariale, ma sicuramente bisogna avere anche una visione, diciamo, pluriennale di lungo raggio su un'economia virtuosa che deve ripartire dal territorio, non può ripartire dai salotti di Lussemburgo o dagli uffici di Bruxelles. Questa è la nostra posizione, ci rendiamo conto in questo momento di essere una minoranza, però siamo una minoranza critica, solida, coesa, con le idee molto chiare, e sono sicuro che se andate a chiedere cosa pensa dell'Unione Europea un agricoltore che passa 12 ore sotto il sole cocente cercando di non far secchire le proprie piante, perché c'è stata anche l'emergenza siccità quest'estate, vi assicuro che la risposta non sarà agenda Draghi, ma evidentemente qualcos'altro. Sara Moretto, torno da lei sulla questione delle pensioni, la vostra posizione in questo senso, perché si sta molto parlando anche di questo, no? Il centrodestra, la Lega ripropone quota 41, ritornerà alla Fornero, la vostra posizione sulle pensioni? Ma noi lo so che questo forse non porta grande risultato elettorale, o meglio non porta il consenso, quello legato agli slogan, però noi abbiamo scelto che non è assolutamente il momento di prendere ulteriormente in giro gli italiani e i veneti con proposte sulle pensioni che abbiamo visto non hanno mai avuto poi esito e realizzazione. Quindi è facile oggi andare a illudere le persone, soprattutto quelle anziane, magari più in difficoltà, dicendogli che il giorno dopo le elezioni vedranno aumentare le pensioni, per poi sapere che questo non sarà possibile. Un programma elettorale si deve scrivere facendo il conto che questo poi sia realizzabile. Io ho sentito parlare di proposte oggi qui in trasmissione,
tutte finanziate col debito, tutte pagherà tanto pagherà Pantalone. Io credo che oggi non possiamo permetterci in questo momento una soluzione del genere. Per quanto riguarda le pensioni c'è una riforma che è stata fatta e che deve continuare ad essere applicata. Quello che noi dobbiamo fare è consentire alle persone a basso reddito di riuscire ad avere maggiore potere di acquisto e di riuscire ad accedere ai servizi essenziali. Inutile illudere con delle cose che non verranno realizzate mai. Tanto più se a queste persone vogliamo tentare di riproporre l'idea che si abbiano dei vantaggi oggi uscendo dall'euro o uscendo dall'Europa. Ma io credo che di fronte a quello che è successo in questi anni, alle risorse che abbiamo ricevuto dall'Europa e ai mercati ai quali accedono le nostre imprese, fare queste proposte è assolutamente fuori tempo, probabilmente non si ha veramente contezza di quello che è accaduto in questi anni. Oggi gli imprenditori veneti, anche piccoli, anche del settore agroalimentare, riescono ad esportare grazie all'euro, grazie al mercato unico, grazie alla possibilità di non avere confini anche nella loro attività imprenditoriale. Io credo che proporre oggi politiche sovraniste di uscita dall'euro, di uscita dall'Europa sia davvero incoerente con quello che è il tessuto economico della nostra regione. Noi quindi nel nostro programma, ma soprattutto consapevoli che quello che si scrive si deve anche poi fare, non vogliamo illudere nessuno, vogliamo spingere per lo sviluppo e per l'abbassamento appunto delle tasse con una riforma fiscale coordinata. A tal proposito anche il salario minimo è sì un pezzo di una proposta, ma come sempre si parte dalla coda invece che dalla testa, perché se io impongo dei salari maggiori, ma questo comporta solo che i lavoratori continueranno a pagarci delle tasse eccessive in misura superiore perché aumenta il reddito, non ho risolto nulla. Noi dobbiamo incidere prima di tutto sul cuneo fiscale, ridurre l'IRPEF, come ho ben detto prima, che nella proposta che fa la lista a sostegno di Calenda è chiara, in modo da ridurre le tasse, che quindi con l'aumento del reddito però si aumenti realmente la capacità di acquisto e di spesa dei lavoratori italiani. Io credo che non ci sia più tempo per proposte slogan, ma che servano proposte serie e concrete sul fisco, sulle pensioni e sul lavoro. Ecco, Cristina Manes, sulle pensioni, Movimento 5 Stelle? Allora, per quanto riguarda le pensioni, assolutamente no, un ritorno alla legge Fornero, casomai un allargamento della platea di quelli che sono i lavori gravosi ed usuranti e anche muovendoci attraverso sistemi di flessibilità che consentano un'uscita graduale dal lavoro per dar spazio poi ai nostri giovani. Ma per quanto riguarda le misure fiscali, e volevo solo farvi allacciarmi brevemente a quanto detto prima dall'onorevole di Italia Viva, che così non era molto d'accordo sul fatto di intervenire sul debito comune, che il PNRR i fondi che sono arrivati all'Italia grazie al presidente Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle si sono ottenuti proprio sulla base di un debito comune europeo e grazie a questi fondi noi potremo muoverci attraverso la transizione ecologica, attraverso la digitalizzazione del paese, dando fondi alla ricerca, all'istruzione, tutto quello di cui oggi abbiamo assolutamente bisogno. Quindi siamo molto fieri di questa operazione che è stata proposta e portata a casa, ribadisco, dal Movimento 5 Stelle e dal Presidente Giuseppe Conte, e su questo ci vogliamo muovere anche in futuro, perché questo sistema di debito europeo comune ci darà spazio di manovra proprio in situazioni critiche come quelle che stiamo vivendo. Per quanto riguarda poi altre misure fiscali, vi volevo parlare anche del cashback fiscale, cioè una misura che noi prevediamo per la quale i cittadini nel momento in cui pagano una spesa attraverso mezzi elettronici già vedono sul loro conto corrente accreditata la parte in detrazione. Questo vale
per le spese mediche, vale per le spese veterinarie e per altro ordine di spese. E quindi con questo cerchiamo anche di aiutare i cittadini a vedere subito materializzato, diciamo, quello che è il risparmio di queste operazioni. La riduzione dell'orario di lavoro, vogliamo sperimentare la settimana a 36 ore, quindi questo non a livello così universale, ma attraverso una sperimentazione soprattutto alle imprese che hanno un forte impatto tecnologico, cioè che lavorano tanto con la tecnologia. Sarà dato loro modo di scegliere se poter approcciarsi a questa sperimentazione, avendo poi delle detrazioni che consentiranno anche di fare ulteriori investimenti sempre nell'ambito tecnologico. Ecco, allora la interrompo perché abbiamo davvero ancora pochissimi minuti, quindi volevo fare concludere il giro a Marco Piccoli, quindi con la questione che è emersa ora, no, dei fondi del PNRR in relazione a quanto proprio lei diceva poco fa sull'Europa. Un minuto e mezzo. Sì, lascia molto scalpore che si parli di questi fondi, che sappiamo benissimo non essere soldi che piovono dal cielo, sono di fatto cambiali che graveranno poi sulle spalle dei cittadini di domani. Quindi non riesco a capire perché in Italia oggi si possa fare un ragionamento di questo tipo, che ovviamente è un ragionamento mainstream che fa parte di tutto l'arco costituzionale del Parlamento della scorsa, ormai uscente legislatura, e non si possa invece parlare di rivedere il fiscal compact, cioè l'impossibilità dello scostamento di bilancio, votare ogni anno la legge finanziaria che di fatto fa decidere all'Unione Europea tutto quello che deve fare a livello economico-finanziario d'Italia. Ecco, su questo voglio essere incisivo e molto chiaro. Noi dobbiamo riappropriarci della nostra sovranità politico-monetaria. E lo dico da cittadino italiano perché comunque, oltre che candidato, sono anche un elettore. È da 20 anni che si sente lo stesso disco rotto, poi alla fine governano sempre quei coaguli di potere che in termini proprio di risultati, di progetto, hanno portato alla devastazione a cui oggi tutti, volenti o nolenti, dobbiamo assistere e porre rimedio. Quindi via il fiscal compact e cercare soprattutto di riappropriarci della nostra sovranità monetaria. Questo si può fare soltanto recedendo da Eurozona. Ecco, allora io vi ringrazio, il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato. Io ringrazio Marco Piccoli di Italexit per l'Italia con Paragone, grazie all'onorevole Sara Moretto di Italia Viva e grazie a Cristina Manes del Movimento 5 Stelle. Una buona giornata e a tutti e tre una buona campagna elettorale. Io vi ringrazio per essere stati con noi, abbiamo ancora pochissimi secondi, c'è giusto il tempo per un aggiornamento di una notizia di cronaca che vi abbiamo dato all'inizio del nostro telegiornale, che è quella relativa alla svolta clamorosa nella vicenda, nel giallo del cadavere a pezzi ritrovato all'interno di un canale. I resti poi erano risultati appartenere ad un cittadino albanese. Appunto proprio pochi minuti fa si è saputo che avrebbe confessato il delitto Nadir Curti, la moglie del settantenne, il cui cadavere appunto fatto a pezzi era stato ritrovato a fine luglio in provincia di Rovigo nel canale Adigeto. Torneremo naturalmente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale su questo argomento. State vedendo, la nostra regia vi sta facendo vedere il nostro sondaggio di oggi: bollette alle stelle, sospendere la campagna elettorale, quindi le modalità ormai le conoscete, chiamata e squillo gratuito al numero sulla barra di colore verde per la risposta sì, quello sulla barra di colore rosso per se non siete d'accordo naturalmente. Il risultato come sempre questa sera a Ring a partire dalle 21:15, Ring dove questa sera ospiti di Ferdinando Avarino ci saranno Gianangelo Boff della Lega, Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, Giampiero Dalla Zuanna del Partito Democratico, Luciano Bosco di Italexit e Luigino Rancan di Alternativa per l'Italia. Quindi a
appuntamento con il dibattito politico anche questa sera a partire dalle 21:15. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio, arrivederci.